tutti. Benissimo, ho avviato la registrazione e ora metto le partecipanti qui, come al solito, vi dico le solite cosette, ve le ripeto a rischio di essere noiosa, vi toglierò la voce ora, in questo momento, proprio in questo momento, ma se avete necessità potete ovviamente rimettervi la voce, ma soprattutto potete scrivere un messaggio. Vi ricordo che se io la vedo piccola, adesso la metto grande, non ce l'ha vista intera. Aspettate un attimo. Modalità schermo intero, dovrebbe essere grande ora. Vi ricordo che potete scrivermi o un messaggio privato, nella chat vedete un bel bottoncione azzurro, blu, insomma dove c'è scritto tutti, così state mandando un messaggio a tutta la chat, altrimenti se selezionate solo una persona potete chattare privatamente. Non mettetevi a chiacchierare perché vi becco e poi vi puniscono, scherzo. Ciao Barbie! Allora, si parte, si parte, si parte. Questo è un seminario tutto nuovo e alla fine di questo seminario ci sarà una meditazione piuttosto lunga rispetto alle altre, cioè non tantissime, insomma saranno una decina di minuti e poi vi racconterò come andranno a finire i seminari Jonas Academy. Non a finire, ma a continuare. Mi direte anche un po' la vostra. Chi non dovesse riuscire a rimanere tutta la puntata si guarderà queste preview successivamente. Quindi partiamo, poi parliamo di tutto quello che ci viene in mente. Tessitrici divine, quindi delle tessitrici e tessitrici divine. Oggi parliamo soprattutto di tessitura in Sardegna. Se vado troppo veloce, fermatemi e io cerco di rallentare, cerco. Oggi di cosa parliamo? Gli argomenti sono quasi tutti qui e sono messi in ordine sparso. Pungas, amuleti, quindi donna Francesca Sanna Sulis, scoprirete chi, per chi non la conoscesse chi è una sarda nata e cresciuta nel Sarrabus, arrivata in Cagliari e che poi ha vissuto proprio dietro casa mia. Non ne parlo perché vive dietro casa mia, ma ne parlo perché ha fatto le cose interessanti a base telaio, a base seta e bacco da seta in Sardegna. Apriremo raccontando delle leggende che parlano di tessitura in Sardegna, parleremo di Giobiana, scopriremo che Giobiana è presente anche in altri luoghi dell'Italia, molti di voi probabilmente ne avranno già sentito parlare in qualità di Zobiana o qualcosa del genere, poi mi direte anche voi, parleremo delle tessitrici divine sarde, quindi Giobiana, quindi la Filonzana, il Carnevale, tutte le figure come Maria Burra o come Sagrastula, vedremo un pochettino chi sono e cosa hanno a che fare con la tessitura, parleremo delle Janas, che sono una triade di figure sacre, eccettuando le Janas, che in alcuni casi sono giovani e bellissime perché creature senza tempo, scopriremo che sono tutte molto anziane e hanno tutte a che fare con la morte. Se vogliamo immaginarci la figura di Giobiana e della Filonzana, immaginiamoci la Befana. E non è solo qualcosa di figurativo e di immaginifico, ma scopriremo che anche con la Befana hanno a che fare. Sono tutte donne che ci mettono in connessione con la morte. Ora dirai, che sfortuna, direte, che sfortuna Claudia la morte. La morte era una grande risorsa, una grande bacinella dalla quale prelevare informazioni. Quelle che Jung ha detto, informazioni che dormono in quell'immaginario collettivo che è di tutti. Ecco, secondo questa teoria, quell'immaginario collettivo è un po' gestito da queste figure, ci possono inviare dei messaggi o ci possono portare e riportare da quel mondo. Parleremo dei simboli che sono presenti nei manufatti di Sardegna, parleremo di nodi, fili un po' meno, ma vi parlerò di forbici in realtà e scopriremo che le forbici in Sardegna sono state uno strumento di divinazione. Immagino che lo siano state anche a casa vostra, però poi magari mi potrete dire qualcosa relativo alle vostre zone. E poi parleremo anche del cibo che lega. Chiuderemo con una meditazione. La meditazione la prendo direttamente dalle lezioni di Alberto Viglioldo, poi magari vi dirò chi è o ve lo dirò successivamente. Insomma, uno sciamano antropologo, e sono i miei preferiti ovviamente perché mi rappresentano moltissimo, che ci porta in mondi altri. Poi vedremo quali insieme. Come al solito faccio una presentazione perché mi sono resa conto, alcune mi dicono dovresti fare una presentazione
presentazioni, tutte le volte che fai un seminario, perché non tutte ti conoscono, non tutte ti conosciamo, e avete perfettamente ragione. Quindi mi scuso quando ho dato per scontato che voi sapeste chi sono. Normalmente io, se prendo un seminario o un webinar da qualcuno, mi informo all'ennesima potenza, però può che capitare che proprio io rilasci tanta fiducia e quindi voi mi guardiate e pensiate: guarda, questa sa quello che sta dicendo. Ecco, spero che condividiate ancora, dopo aver sentito i miei seminari, questa opinione. Comunque sono un'antropologa di Sardegna e ve lo dico perché i miei seminari partono sempre dall'isola e arrivano sempre altrove. Chi ha seguito il seminario della lezione precedente martedì ha visto che siamo partiti da terre distanti per tempo e per spazio dalla Sardegna, ma questa conversazione ci riporterà sull'isola e dall'isola poi andremo verso l'Anatolia, andremo verso il Caucaso, andremo verso il Perù, insomma noteremo che la Sardegna ha un sacco, andremo verso i paesi norreni, noteremo che la Sardegna ha un sacco di connessioni e quindi conoscere la Sardegna non significa conoscere un'isola, ma conoscere un'isola che nel mondo di ieri era centrale, perché il sardo navigava, si spostava, conosceva un sacco di altri popoli e con un sacco di altri popoli ha creato cose veramente belle. Quindi vi state approcciando a una cultura che comunque ha nessi e connessioni con altre terre. Brave, bravissime, sono contenta, sono fiera di voi. Mi sono laureata in lettere moderne, bacio accademico, sono stata una delle poche per la mia sessione, ne vado molto fiera anche perché stavo tremando letteralmente quando ho discusso la mia tesi di laurea. I professori che più mi facevano paura, soprattutto colui il quale mi insegna la filologia romanza, una materia meravigliosa ad oggi, mi faceva tremare e lui rimase stupito dalla mia tesi. La mia tesi era molto affine a quello che vi racconterò oggi, parlava di tradizione popolare, etnografia, antropologia e cultura immateriale di Sardegna, parlava delle creature magiche e mitiche di Sardegna. Non lo sapevo allora, ma sarebbe diventato un libro, quella tesi, e poi sarebbe diventato un lavoro, una grandissima passione, perché come penso immaginiate o possiate immaginare, amo tantissimo parlare e parlare significa per me divulgare, comunicare Sardegna, mi auguro in maniera il più autentica possibile, ma anche e soprattutto tecniche per ritornare là dove, quel luogo dal quale ci hanno portato via, cioè dalla natura, che poi è il grande segreto, la natura, a mio parere, della felicità. Poi fatemi sapere cosa ne pensate. Ho creato nel 2019 la Janas Academy, una Janas ieri mi ha detto: ma non è nel 2018? Non lo so, ci devo andare a dare uno sguardo. Io normalmente mi dimentico le cose che ho fatto ieri perché sono sempre molto proiettata sul domani. Però, insomma, orientativamente tra le 18 e le 19 è nata la Janas Academy. Eravamo in pandemia, quella pandemia, quel periodo di chiusura proprio netto, e un'amica romana mi disse: Cla, perché non fai dei seminari online? Mi piacerebbe molto, sarebbe una buona occasione. E visto che non stavo più spostandomi, non mi stavo più spostando, perché prima della pandemia andavo a destra e a manca per presentare libri e fare un sacco di altre cosette, ho detto: ma sì, dai, vediamo se questi seminari si possono fare anche online. Ero un po' scettica, la cosa è andata così tanto bene che oggi penso che la Jonas Academy rimarrà accademia virtuale, perché mi dispiacerebbe privare le amiche che non sono in Sardegna di tutto questo. E farò anche qualche incontro in presenza, ma quando se ne si riterrà opportuno farlo. Anche perché ancora non c'è tutta sta voglia di attaccarci, anche se io sto seguendo molti seminari in presenza. Comunque, prendo spunto da una Giana Maista, della quale ho già parlato molto anche nella puntata relativa alle Gianas, magari ve ne parlerò fra un attimo. Sappiate che questa signora anzianotta è bravissima e ricca di informazioni. A un certo punto si mise a condividere la propria sapienza con tantissime donne del malo mondo, cioè noi, o del buon mondo, il mondo delle Gianas, quello incorruttibile. Divulgava sapere e io ho pensato che sarebbe stato bellissimo avere la presunzione di vestire i panni della Giana Maista. Sto ancora studiando, ma quello che so condivido con voi. E oggi voglio condividere qualche informazione relativa alle leggende di Sardegna che trattano di
tessitura, di filature e di quel mondo che è un mondo, ormai l'avrete compreso, come lo vedo io, di creazione. Le immagini che vedete in questa pagina sono scattate da me in 2 libri che troverete in bibliografia. Non so se riuscirete a trovarli perché sono dei libri che hanno circolato poco, molto universitari. Uno addirittura è una rivista relativa a una collezione privata, la collezione Coco presente è una mostra proprio regionale, però comunque poi vi darò i titoli e mi direte se riuscirete a trovarli qualora vi interessino. La prima leggenda è una leggenda che ci parla di una rocca o di una connocchia, penso che vi ricordiate quello che vi ho detto alla puntata precedente, vi ho detto che sono una sorta di bacchetta magica, ma per chi è infastidito da questo termine, di bastone. Quello che voglio dire è che i bastoni da lì in poi, da quando la connocchia è esistita e da quando la rocca è esistita, i bastoni di potere sono stati spesso e volentieri disegnati e costruiti in base, per conto, tenendo in considerazione la forma delle connocchie. Fra un attimo vediamo in che senso. Questa leggenda ci parla di Sardegna e ci parla di Lucia raiosa o arrabbiosa, Lucia che è lucente, luminosa o arrabbiata secondo altre teorie. Mi piace molto di più ovviamente una Lucia radiosa come lo era Circe, una grande fata finita pietrificata, non vi racconto come e perché ve l'ho già raccontato altrove, ma che come aiutante aveva una rocca, quindi un pezzo di legno che gira sostanzialmente. Era la sua aiutante, era un vero e proprio bastone magico che le consentiva di controllare il suo palazzo, un nuraghe, e le consentiva soprattutto di controllare le sue mandrie, il suo bestiame, quindi i suoi cereali, il suo olio, i suoi grandi vasi di acqua e di vino, perché c'era sempre qualcuno che cercava di intrufolarsi nei suoi possedimenti e cercava di rubare dai suoi possedimenti. Questo qualcuno erano sempre giovani o vecchi uomini. In Sardegna abbiamo questo grande problema di furti da parte degli uomini per quel che riguarda i beni delle donne. È un fatto che a un certo punto, per un giorno, qualcuno più sagace di altri riuscì a tramortire la rocca, che normalmente quando vedeva qualcuno fischiava e avvisava la sua carissima Lucia, avverte, non riesce ad avvertire Lucia, viene tramortita e viene buttata dentro la bocca di un forno. Lì è la fine della rocca. I beni di Lugia vengono rubati e quando Lugia si rende conto, Lugia si rende conto di quello che è successo, non sa come piangere l'accaduto, talmente tanto sta soffrendo, e allora fa una cosa che le dee fanno spesso e volentieri, si trasforma. Secondo alcuni miti si pietrifica, secondo altri miti fa una cosa ancora più interessante, si trasforma in uno sciame di insetti, di cicale, e tutte le volte che voi verrete in Sardegna a visitare i siti archeologici o a visitare le foreste, specie in estate, e sentirete questo sciame di cicale che cantano, beh, pensate che sia Luia che piange la morte della sua rocca. È una storia che a me mette sempre tanto i brividi. La rocca, non vi ho detto che quando stava ferma, cioè stava con le mani in mano, ruotava, continuava a ruotare. Teneteli in considerazione questi dettagli, perché sono dettagli che potrebbero essere cosa da poco conto, ma per voi che siete già nasprovetti ormai hanno un significato. Mentre ruota, questa rocca sta creando realtà. E quei disperati, disgraziati l'hanno bloccata. L'acqua è presente anche nella nostra Luvia, è vivente in un'isola, è circondata dall'acqua. L'acqua in Sardegna, per quanto si racconti che non ce n'è, in realtà ce n'è veramente tanta e ce n'è stata veramente tanta. L'acqua è un elemento di Sardegna che dobbiamo tenere in considerazione, è sempre presente, è sacro. L'elemento tessitura è onnipresente perché la rocca serve solo per una cosa, e ve l'ho già raccontato, per trasformare il materiale tessile grezzo in filo. Il palazzo è presente, sto pensando per esempio a Circe che vive in un palazzo in Ea, Ea non è Ea ma è Sardegna, il nostro palazzo è un nuraghe alla maniera sarda. La metamorfosi è presente perché lei si trasforma o in pietra o si trasforma in cicale, ed è chiaramente presente anche il concetto di guerra perché lei è una dea guerriera, combatte le persone che vogliono rubarle il sapere, che poi sono raccontati nella leggenda come giare di vino, di olio e tutto quello che vi ho detto precedentemente. Quindi ci troviamo proprio davanti a una dea tessitrice, così come ve l'ho raccontata nella puntata di martedì. A tutti gli effetti una dea tessitrice decaduta, qualcuno perde il significato della tessitura, qualcuno
perde il rispetto nei confronti della dea, qualcuno limita il potere della dea e la dea decide di andarsene da qualche altra parte perché non siamo più degni della sua presenza. Fanno così le dee di Sardegna, si rompono le scatole. Vi ho promesso che vi avrei parlato di connocchi e di bastoni e lo faccio. Il libro dal quale prelevo queste immagini è il libro di Max Dasciu, Streghe pagane, se non sbaglio, comunque lo trovate in bibliografia. È un libro ricchissimo di informazioni. Se voi pensate che i miei seminari siano ricchi di informazioni, non avete mai letto questo libro, perché anche ancora io non riesco a raccapezzarmici. È ricchissimo di informazioni, è tutto da sottolineare, tutto da studiare e ogni volta che io lo rileggo trovo informazioni diverse. Però ho trovato delle informazioni che immediatamente mi hanno colpito. Ve l'ho detto che sto pensando di creare un seminario che parli dei bastoni di Sardegna, quindi delle bacchette magiche delle rocche. E qui se ne parla un sacco. Lei prende in considerazione soprattutto i miti norreni, quindi nella zona settentrionale dell'Europa. E voi direte che accidenti c'entra, che ne so, la Danimarca con la Sardegna. Vi do una piccolissima suggestione che vi invito a approfondire poi con delle ricerche vostre personali. Pare che il Sardi abbiano grandissima connessione biologica e culturale con queste terre e ci sono molte ricerche interessanti che pare vogliono dimostrarlo, tutte ovviamente in fase di studio, comunque approfondite anche voi. È un fatto, io mi occupo di cultura, non mi occupo di biologia, è un fatto però che abbiamo a livello culturale un sacco di cose in comune e non ce lo spieghiamo diversamente, in qualche modo ci siamo conosciuti, in qualche modo abbiamo condiviso sapere o siamo stati influenzati dalla natura in una stessa maniera. Moltissimi sono stati gli archeologi che hanno trovato agli inizi del Novecento donne sepolte con bastoni, ma siccome all'inizio del Novecento una donna sepolta con bastone faceva un po' specie perché le donne non combattono, i bastoni servono per combattere o sono un'icona di potere, questi bastoni vengono raccontati come spiedi per la carne oppure come dei bastoni utilizzati dalle donne per prendere le misure dei tessuti, una follia. Ovviamente queste immagini che voi vedete qui rappresentate non potrebbero essere degli spiedi per la carne, anche perché la carne non si capisce dove da che parte potrebbe entrare e o uscire. E anche misurare con questi oggetti i tessuti mi diventa un po' difficile. Io vado da un carissimo, lo chiamo amico ma non lo è amico, che si chiama Geppino, che vende tessuti, ma il suo bastone è completamente diverso rispetto a questo. E quindi quando le archeologhe prendono piede e iniziano ad analizzare questi bastoni dicono che non sono spiedi e che non sono per la carne, anche se gli spiedi sono importanti e poi vedremo in che senso, e non servono nemmeno per misurare i tessuti. Questi sono bastoni di potere. Un giorno verranno chiamati bacchette magiche o scope delle streghe e servono per raccontare e dimostrare il potere della donna che li possiede. Se non fossero stati talmente tanto importanti, non sarebbero stati sepolti con le loro proprietarie. Potevano essere in avorio, in rame, potevano essere in legno, potevano essere in un sacco di materiali, in base ovviamente allo status della donna. Ed è chiaro, palese, che il modello di riferimento costruttivo di questi vol o di questi seid sia che cosa? La rocca. Cosa significa questo? La rocca è uno strumento di potere. Io la ripropongo, anche se non è più funzionale nel mio bastone, per dire che io sono una tessitrice guerriera. Io ho questo ruolo e voi, guardando il bastone, lo capite immediatamente. Il bastone per conto suo, peraltro, già dimostra uno status e un potere. Non so se voi abbiate un bastone da passeggio, io ne ho più di uno, un bastone solidi, sono veramente belli e ti fanno sentire differente quando ce l'hai e quando non ce l'hai. Il simbolismo del bastone di queste donne evidenzia il legame fra la tessitura e queste donne, la rocca che gira e la reazione di causa e di effetto. L'ho letta male, ve la spiego che è meglio. Nel momento in cui questo bastone, esattamente come la rocca, girano, creano realtà, causa e effetto. Io ho questa rocca, sono una donna di potere. Con il girare del bastone la realtà cambia. Vedi le dee del fato, le nostre carissime tessitrici di cui vi ho parlato, ma potrei anche fare riferimento alle dee antenate e alle antenate di tutte noi, delle quali non parleremo, ma che ho trattato in altri contesti. Una cosa interessante è che normalmente la rocca non compare da sola, ma compare con altri segni di potere. Le erbe compaiono spesso e volentieri quando la sorte è stata benevola. Per esempio, c'è stata una bellissima tomba in Danimarca che è stata ritrovata, era a casa di una volva che
questo termine si traduce ormai letteralmente come strega, e accanto a questa volva è stato ritrovato non solo il suo bastone ma anche del giusquiamo nero. Ecco un altro elemento di potere. Il giusquiamo nero ne abbiamo già parlato, non so se ve lo ricordate, nei seminari che concernono la stregoneria in Sardegna, è uno di quelle bacche, di quei frutti che venivano utilizzati a livello sciamanico per realizzare viaggi astrali o viaggi sciamanici. Insomma, il corpo a un certo punto si addormenta, la mente può andare dove preferisce, e abbandona il corpo. Anticamente erano legati queste bacche alle cerimonie utilizzate per invocare la pioggia, erano delle cerimonie squisitamente femminili. Insomma, viene usato per un sacco di cose il giusquiamo nero. Lentamente diventerà una delle bacche delle streghe. Non esiste un guanto della strega senza il giusquiamo nero. Ma un tempo serviva per fare un sacco di altre cose. Poi magari approfondiremo, ma ne abbiamo già parlato, fate memoria, penso, nel seminario sulla strega in Sardegna. Vi voglio anche ricordare che in alcuni casi nei paesi norreni vengono ritrovati accanto alle donne dei veri e propri spiedi. Ah, vedi, facevano l'arrosto anche queste signore? No, forse non servivano a questo, anche perché sfido chiunque a seppellirmi con il mio microonde fra, spero, 70 anni. Se mi seppelliscono col microonde ve ne accorgete, fate qualcosa, perché io, se posso tornare, li devasto. Comunque, non era uno spiedo per la carne, o forse non era uno spiedo solo per la carne. Ve lo dico perché in Sardegna, ad esempio, se andrete a vedere dei templi sacri dedicati all'acqua, come per esempio su Tempiesu, ebbene, sulla cima della capannina che proteggeva il pozzo, e che protegge ancora oggi il pozzo, è un unicum in Sardegna, è uno degli unici pozzi sacri ritrovati integri, esistevano due spiedi posti proprio sopra la capannina, nel vertice della capannina, e c'è una bella tradizione sarda che racconta di uomini e donne in grado di bloccare il bestiame solo con l'utilizzo di uno spiedo, conficcando lo spiedo a terra, lo spiedo poi diventa un coltello. E quindi è chiaro ancora una volta che lo spiedo è icona e sinonimo di potere, interagendo con gli elementi, in questo caso la terra e gli animali, li influenza. Ancora più interessante è raccontarvi che in alcuni casi, là dove questi bastoni erano in materiale deperibile, sono stati ritrovati bruciati a un lembo. Cosa significa questo? Secondo alcuni significa che il bastone veniva ucciso, esattamente come moriva la sua proprietaria, e bruciandolo poteva essere ucciso. Questo significa che il bastone è evidente, ha un potere. Sarebbe molto bello continuare l'argomento, infatti vi ripeto, a questo di annoiarvi farò un seminario proprio su questo. Però pensate a come hanno ucciso la rocca di Lughia dentro il fuoco, ancora un'altra connessione che è veramente molto interessante. Se ancora non vi ho convinto in merito al potere del girare, o meglio a quello che si riteneva il potere del girare, vi porto altri al viso di un bambino che non avesse ancora compiuto un anno. Il bambino che non aveva ancora compiuto un anno, ad esempio, non poteva essere fatto specchiare in uno specchio, chiaramente, e non poteva essere non si poteva farlo riflettere su uno specchio, così in italiano carino, ma soprattutto era sconsiderato baciare un bambino appena nato che ancora non avesse compiuto l'anno. Era un vicario dei defunti, anche questo penso di avervelo già raccontato. Fino all'anno sta in quel mondo di mezzo che non è né il mondo degli esseri umani né il mondo dei morti, però porta messaggi ai morti e lo farà fino ai 7-8 anni, quando poi entrerà realmente con i riti di passaggio nella società degli umani. Comunque far girare un fiore davanti al viso di un bambino appena nato decretava la morte dello stesso bambino. Il potere delle cose che girano è incontrollabile e se non sai cosa stai facendo, ci dice questo mito, è meglio che tu non non questo mito, questa tradizione, questo uso, è meglio che tu non lo faccia. È ancora molto interessante ricordare quest'altra storiella di Samugheo, me la riporta Gigino Deida, me la riporta personalmente, ma penso che l'abbia scritta anche in qualche libro. È mancato Gigino Deida poco prima di questa
quest'estate, ed è una grande mancanza, un grande studioso di Sardegna, umilissimo, sapeva un sacco di cose ed era veramente umile come persona e credeva realmente di non sapere niente. Comunque mi raccontò questa storia che ha come protagonista una donna e un garofano. Questa ragazza si infatua di questo giovane, per ammaliarlo raccoglie un garofano, va da lui, glielo mette davanti al viso e inizia a girare il garofano. Il ragazzo praticamente è ipnotizzato e viene ammaliato, si innamora fortemente di questa donna, qualcuno però si rende conto che è un amore un po' strano, un po' forzato, troppo immediato, un colpo di fulmine e quindi gli fa cadere il fiore e l'incanto si rompe. Ancora una volta qualcosa che gira e crea realtà, esattamente come le rocche delle nostre dee tessitrici. Questi sono usi e racconti che mi sono stati riportati pochi anni fa, quindi ancora in uso quando magari Gigino era giovane, ancora ritenuti validi quando Gigino era ancora giovane, 50 anni fa, 60 anni fa, quindi sono cose che noi come sardi, ma come qualsiasi altra zona d'Italia si porta dietro quasi nel DNA. Un'altra leggenda che però spero di raccontarvi in maniera sbrigativa perché ho scritto un articolo su www.claudiazedda.it, ve l'ho messo sia sul gruppo delle Janas, sia sul cerchio, sia sulla mia pagina e penso anche su Instagram. L'avete letta? L'avete già letta? Allora, Barbie dice di sì, Martina non fa una piega, Claudia sì? Ok, Elena no? No. Ve la racconto Paola forse, la vedo dubbiosa, ma penso che l'abbia letta Paola. Non si sa. Viola, ciao Viola, non ti avevo ancora visto, benvenuta, non lo so se l'abbia letta, ma me lo faranno sapere, va bene, dai, ve la racconto e poi vi do anche il link. Nella mail di ieri, no Paola, nella mail di ieri non c'era, la trovi nel mio profilo. Sì, sì, ho letto. Marilena tra i 101 impegni, c'era anche la mia storia. Comunque parla della nascita della chiesa di San Pietro di Sorres. Facciamo un po' di spoiler e ve la faccio vedere. Questa chiesetta qui, mica male, l'avete già vista, immagino, sembra realmente tessuta da una giana. In effetti, la leggenda costituente di questa chiesa pare metterla in connessione con le Gianas. Torniamo velocemente indietro e ve la racconto, ma proprio veloce. Siamo intorno all'anno 1000, questa leggenda la riporta Grazia Deledda Giovinetta, forse di Grazia Deledda non sapete, o forse sì, che lei prima di diventare Grazia Deledda che conosciamo tutti, si mette a Nuoro a raccogliere informazioni a destra e a manca, perché? Perché vuole collaborare con una rivista di tradizioni italiane, lei vuole essere la portavoce della Sardegna. Lei ancora non lo sa, ma sarà una botta di culo, di fortuna, scusatemi, incredibile. Perché? Perché lei impara un sacco di cose di Sardegna e quelle un sacco di cose di Sardegna poi le mette tutte nei suoi romanzi e quindi quella ricerca che poteva sembrare anche cosetta di poco conto la influenzerà per tutta la vita e ci scriverà anche un piccolo manualetto che vi invito a leggere. Vedete, quello non l'ho messo in bibliografia, ma magari dopo lo aggiungo. Comunque, in questo manualetto compare questa storia. Lei ci dice Pompeo Calvia, ce ne abbiamo due di Calvi in questo seminario. Pompeo Calvia pubblica questa storia sulle Gianas in una rivista, io la riprendo, la riporto e la condivido con voi perché secondo me è interessante. La location è Sorres e l'anno è un ipotetico anno 1000. Sarebbe stato meglio scrivere c'era una volta, perché in realtà l'anno 1000 vuol dire un sacco di cose e non vuol dire assolutamente niente. Comunque, questo grandissimo giovane maestro che rientra in Sardegna dopo un viaggio all'estero volto al suo apprendimento, torna in Sardegna e si ferma in Sorres. C'è una Sorres praticamente deserta, ci sono pochissimi abitanti che compaiono sporadicamente, c'è anche questa casa ed è una casa diroccata, però è bellissima, c'è una bella finestrella che è stretta fra campanule, rose edera e alloro. E da questa finestrella periodicamente viene esposto un arazzo miracoloso e meraviglioso. Questo maestro di Sorres è curiosissimo di capire che accidenti è che si occupa di tessere questi arazzi, questi bellissimi tappeti.
vedeteli un po' come preferiti arazzi, nel racconto c'è scritto. Nessuno dà informazioni su questa donna, questa presunta donna. Dico donna perché era ovvio che fosse una donna, la tessitura è cosa di donne, quindi ci doveva essere assolutamente una donna dietro. Allora il maestro di Sorres, che si comporta proprio come un vero e proprio maschio, inizia a fare quello che normalmente in alcuni casi possono fare i maschi, inizia a fare dello stalkeraggio, si mette sotto la casa di questa signora, inizia a origliare, la sente cantare, la sente tessere. Sono due informazioni importanti che denotano la nostra tessitrice. A un certo punto si mette a cantare anche lui disperatamente di notte col suo mandolino, ma la Giana gli dà picche, nemmeno si affaccia, e allora niente, deve bussare. Bussa e mente spudoratamente: sai, sono un viandante, ho bisogno di un riparo. E lei gli dice: ciao, non ti posso dare un riparo, ma ti puoi riparare nella chiesa, quella chiesa che c'è qui a fianco. Lui dice: no, c'è il tetto crollato, come faccio? C'è un freddo cane, sta nevicando. Lei gli dirà: io non ho pane da darti, nel mio piccolo giaciglio ci sono solo spine, mille gradini granati devi salire per arrivare a me, che ti sembro così vicina. Quando vi arrivi sono fredda come la morte, vai viandante. Glielo sta dicendo: io non faccio parte di questo mondo, io costituisco il mondo, disegno il mondo, ma io faccio parte del mondo dei morti, esattamente come le Janas facevano parte del mondo dei morti, cioè erano in contatto con quel mondo, erano pallide, erano fredde, vivevano fuori dalla società, ma niente, lui assolutamente non ne vuol sentire. Vi ricordate quando nella puntata delle streghe ho detto alcuni vogliono, desiderano qualcosa ma non sono pronti per riceverla? Ecco, questo è l'esempio palese, perché chi se ne importa, si innamora, non l'ha mai vista, non sa cosa desidera, non sa come si chiama, non sa cosa fa nella vita, se ne innamora follemente. Gli dice: ok, la costruisco io la chiesa, però dammi un'ispirazione. E lì il destino del nostro maestro di Sorres è definito. La Giona dice: benissimo, te la mando io l'ispirazione, fra qualche mese affacciati alla finestra di casa mia e vedrai un arazzo. E nell'arazzo lui troverà esattamente la chiesa così come si racconta nella leggenda che la costruirà. La Giana ha tessuto il destino del maestro di Sorres. Con 1001 inganno il maestro di Sorres riesce a costruire la casa, scusatemi, la chiesa, e il giorno dell'inaugurazione bussa alla porta di questa donna misteriosa per chiedergli una rosa che dovrà dare in nome suo e per conto suo alla Madonna. La Giana lo fa entrare e ci troviamo davanti a una caverna cosmica. Qui si creano le sorti del mondo. Il giovane si trovò dinanzi alla misteriosa che pareva vestita d'argento, con una stola nera sulla veste, sparsi biondi capelli sulle sue spalle, pallidissimo il viso che spiccava nettamente innanzi ai ricami delle pareti, i quali sempre s'andavano cangiando in intrecci fiabeschi e figure perfettamente intessute e disegnate. Cioè lui apre la porta, c'è questa grande scalinata, in un cantuccio c'è un telaio, i fili sono d'oro, alle pareti arazzi che cambiano costantemente forma. È dentro una domus legiana, è dentro una caverna cosmica, lì si crea la realtà. Una piccola gabola per rubarle un bacio, ci riesce, alla donna le cade dell'alloro dalle mani che aveva così a caso, lui si inchina per raccoglierla, gli strappa un bacio e zacchete, muore. Fulminato dalla Giana, perché le Giane in Sardegna puoi anche comprenderle alle sprovvista, però poi si sanno chiaramente difendere. E quando non si sanno difendere, come vi ho detto, le Gianas chiudono, o così come tutte le dee, chiudono il fagotto e fagottino e se ne vanno da un'altra parte, perché se non sei degno della mia attenzione, non mi preoccupo, me ne vado molto rapidamente. Il giovane muore dopo aver baciato queste labbra divine. Ecco i motivi che dovete tenere in considerazione da Gianas fortemente interessate al simbolismo sono queste. La Giana, perché la donna misteriosa è chiaramente una Giana, tesse, canta, vive in un ambito bucolico, cioè sembra che sia una casa, ma in realtà il paese è disabitato, la casa è diroccata ed è stretta in vegetazione. Vi ricordate quella finestrella con campanule e rose ed era di vario genere? Ebbene, è pallida come una Giana, ma soprattutto definisce il destino del maestro. Il maestro poteva anche solo costruire la casa, lei gli ha regalato quel destino: costruisci la chiesa, non la casa, scusatemi, però ha voluto straffare, ha voluto qualcosa che non riusciva evidentemente nemmeno a capire. Voleva la Giana, ma la Giana non poteva averla. La tessitura è presentissima all'interno di questo racconto.
Il telaio è d'oro, o meglio i fili sono interamente d'oro, e questo telaio lavora un sacco, lavora tantissimo, perché crea tutti gli arazzi che poi mensilmente la donna esporrà. E il modus narrativo della storia è sempre lo stesso, è maschiocentrico alla maniera sarda, cioè l'uomo osa e poi o viene fulminato o la donna se ne va, esattamente come vi ho raccontato nell'altro seminario di queste fate che sanno perfettamente cosa vogliono, nostre antenate, è evidente. In Sardegna, quindi se questo è chiaro, l'aspetto racconto e mito è chiaro, poi magari vi scriverò, anzi me lo segno così mi ricordo, vi mando il link di questo articolo in mail stanotte o domani mattina. Se questo aspetto è chiaro, andiamo avanti e parliamo di chi sono le tessitrici divine in Sardegna. Non abbiamo Atene, non abbiamo Circe, ma abbiamo Giobiana, abbiamo Safila Unzana e abbiamo le Janas, che in realtà sono specchi di quella Potnia Piton di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa. Perché? Perché come avete visto anche Lugia rappresentano perfettamente l'identikit della dea tessitrice, fatta alla maniera dell'isola sarda. Sono figure che compaiono in particolari periodi della vita di ciascuno di noi, ma anche e soprattutto in particolari periodi dell'anno o giornate dell'anno. Savilonzana, vi spiegherò perché, compare in carnevale, le Giana scompaiono soprattutto quando c'è necessità o quando c'è una nascita, e Giubiano può comparire alle filatrici, solo loro la possono vedere, e alle tessitrici solo di giovedì. L'analisi di queste figure ci fa capire come in Sardegna la natura della tessitura sia fatale, intesa nell'accezione di fatata o intesa nell'accezione di mortale, nel senso che ti può condurre anche alla morte. L'abbiamo visto cosa succede a chi non capisce cosa ha davanti, viene come direi, come mangiato, distrutto dalle Janas e trasformato in energia per creare qualcosa d'altro. Non è la prima volta che vi racconto di Janas che masticano creature che non sono pronte ma che osano, in definitiva, per un motivo completamente fuori di concezione, di cognizione di causa. La natura della tessitura in Sardegna è fatale, e non è fatale solo in Sardegna, ma lo è in molti altri luoghi del mondo. Per esempio, mi è capitato sotto le mani un articolo pubblicato tanto tempo fa, poi magari ve lo metto, anche questo non ve l'ho messo in link, e si raccontava delle usanze della Romagna, dove era vietato filare sulle strade e portare scoperti fusi per timore di danneggiare i raccolti. I fusi sono uno strumento che se punge ti fa addormentare, vi ricorda qualcosa, qualcosa della Disney? Sono degli oggetti di potere che così vengono intesi anche in Sardegna, sono degli oggetti che vanno rispettati e come tali bisogna considerarli. In Sardegna, per esempio, era vietato filare o tessere, e lo vedremo più approfonditamente fra un attimo, in determinati periodi della vita delle persone, che ne so, durante i lutti non si poteva né tessere né filare, e c'erano dei giorni magici nei quali non era consentito portare avanti questo lavoro. Sono delle giornate di strappo nel tessuto sociale della realtà, periodi nei quali le anime stanno viaggiando, e quindi se non sai cosa stai facendo è meglio non farlo, come vi ho detto, per far ruotare il fiorellino davanti a un bambino, così si riteneva. La natura fatale della tessitura ritorna soprattutto quando parliamo di Giobiana, e qui vi voglio raccontare due leggende che ci parlano del mito della Giobiana, e sono due leggende, l'una pubblicata nel 1903, quindi da buona scrittrice o aspirante scrittrice quali sono, posso immaginare che Giuseppe Calvia l'abbia raccolta almeno una decina d'anni prima, e poi la pubblicazione sia avvenuta nel 1903. Ci troviamo quindi davanti a una storia che è almeno vecchia di 200 anni, almeno, e probabilmente lui ancora di più, ed è la più autentica, la più originale che io trovo per Giobiana. Ehm,
1903. Giuseppe Calvia riporta un sacco di cose interessanti, poi magari vi parlerò più approfonditamente di questa persona, è molto interessante. E lui ci racconta di questa figura fantastica che si presenta il giovedì notte. A chi si presenta? Solo alle donne che tessono e filano, e solo queste possono assolutamente vederle. Tant'è che quando l'ho raccontato nel mio libro Rebecca Leggiana sui carro di Dannai, la donna che è in compagnia delle due bambine sta appunto tessendo. Diversamente non la puoi vedere questa creatura, e fra un attimo scopriamo anche perché. Sembra quasi che solo l'atto di filare e tessere in Sardegna sia evocativo di creature fantastiche e sovrannaturali, come se quando si tesse, quando si fila, si entri in uno stato di percezione del tutto alterato che ci consenta di vedere queste creature che ci sono ma che noi non distinguiamo. Questa figura, che è detta gioviana, gioiana o giobiana, si presenta a una donna filatrice o tessitrice e gli dice: comare, sfilate anche se è giovedì? E la donna gli risponde: sì sì, sono anche un po' in ritardo, e si propone questa giobiana di aiutarla a portare avanti questo lavoro in maniera più rapida. E in effetti la donna consente e il lavoro è finito in men che non si dica. Però a un certo punto Giobiana gli dice: dai, chiudiamolo bene questo lavoro, facciamo così, mettiamo anche a bollire le matasse, così fatto, poi da domani puoi anche occuparti della tessitura. Ma non ho caldaia. Benissimo, vai dalla tua comare e chiedile la caldaia, e io intanto mi occupo di andare a prendere l'acqua. Giobiana si lega al mondo acquatico. Benissimo, la donna aiutata, supportata da Giobiana, va dalla vicina, la vicina gli dice: ma sei matta, ti sei fatta aiutare da Giobiana, ma lo sai di chi stiamo parlando? Mandala via immediatamente, metti fuori dei chicchi d'orzo, frumento e ceci, chiudi la porta e ciao, non farla più entrare, perché può causare la tua morte. Giobiana in realtà finora ha semplicemente aiutato. Di rientro a casa, questa donna fa quello che la sua vicina di casa, che non ha visto Giobiana, le racconta, chiude la casa, mette fuori chicchi d'orzo, frumento e ceci, anche questo è un dato che dovete tenere in considerazione, e aspetta finché Giobiana con l'acqua ritorna, trova la porta aperta e quindi si allontana dicendogli: prusa ischidu tue canodeo, hai conosciuto più tu rispetto a me, e io così me ne vado. È una frase molto bella, molto sonora, ma molto enigmatica. Si traduce come: probabilmente o sei stata più furba tu e quindi mi hai fregato, mi hai chiuso la porta, io non ho potuto fare quello che volevo, ma finora Giobiana ha fatto solo del bene, ci ha aiutato. Oppure potrebbe significare che tu hai imparato, hai saputo più tu rispetto a me, perché io ti ho insegnato a lavorare in fretta e tu non mi hai insegnato assolutamente niente. E questo è il mito più antico che io ho ritrovato ed è sicuramente molto interessante. Giobiana, Gioviana e Gioiana, il nome ricorda molto da vicino il giovedì. Ve lo ricordate che il giovedì è il giorno pagano, è la domenica pagana, diciamo così, quindi è giovedì che succedono un sacco di cose di potere. Non è un caso che il cristianesimo abbia utilizzato il giovedì santo per fare un sacco di altre cosette. Compaiono i legumi e i semi, per chi mi ha seguito attentamente nelle altre lezioni, sono il nutrimento dei defunti, quindi Giobiana viene allontanata e distratta attraverso i semi, esattamente come le streghe non si può trattenere oltre l'albeggio, e quindi questi semi la accontentano e lei se ne va. Giobiana è una figura positiva. In questo racconto non c'è un momento nel quale Giobiana abbia dato idea che sia una figura negativa. Non ha fatto altro che aiutare a filare, aiuterà a sistemare le matasse, va a prendere l'acqua e viene cacciata via a causa di un consiglio, buono o cattivo, questo noi non lo sappiamo, di una comare. È lei che va a prendere l'acqua, ma soprattutto può essere vista solo dalle tessitrici. Un'altra cosa importante è che probabilmente Giobiana è anziana, è una figura di donna anziana, di donna scura, che può intimorire, come la Befana e come Safironzana.
Non c'è un passo nel quale si comporta male, tant'è che potrebbe essere che la fase finale, cioè quella della comare che la fa andare via, sia un tratto più recente, una figura che si presenta di giovedì, un giorno sacro per i pagani, e aiuta nella tessitura una donna che evidentemente vede Giobiana perché è una tessitrice, quindi ha attitudini sacre o medianiche. Ebbene, è qualcosa che va assolutamente demonizzato, e quindi quella figura che magari ti poteva aiutare viene demonizzata e diventa un demone, non qualcosa che ti aiuta, ma qualcosa che ti crea dei problemi. Fra un attimo vedremo quali tipi di problemi. Ci troviamo probabilmente davanti a un mito piuttosto antico che ci racconta di una mitica filatrice maestra. Ve lo ricordate la Giana Maestra di cui vi ho detto? Hai saputo più tu che non io, che probabilmente aiutava le filatrici in difficoltà a svolgere il proprio lavoro per non dover lavorare il giovedì, che era giorno di riposo pagano. Una cosa interessante che ho ritrovato e non sospettavo, ho ritrovato parecchi anni fa, ma non sospettavo, è che le Giobiane esistono anche altrove. A Trento sono le streghe, e in Lombardia, mi confermino le amiche milanesi presenti, c'è una festa mobile che si festeggia l'ultimo giovedì di gennaio ed è detta Giobia. Questa è la parola che ho trovato scritta e questa è la pronuncia, perché il lombardo è evidente come il sardo, impronunciabile per chi non lo conosce. Ho una carissima amica lombarda, e quando la sento parlare nella sua lingua è come sentir parlare un sardo, il sardo. La E gebbia, quindi qui ho scritto c'è una Emanuela, una lombarda, che mi dice che la sì, esiste? gebbia, la gebbia, Vedi? viene molto Giubia? vicina a Giovanna, sì, la gebbia. Sì. Un giorno mi fai un corso approfondito, Fordamis di milanese o di bergamasco, la mia amica è di Bergamo in realtà. Sì, sì. Eh, Mm. Ok, allora, queste robette ve le ho raccontate, e adesso arriviamo a un altro mito, il mito di Giobiana in Samugheo. Questo è un mito decisamente più recente. Ancora faccio abuso di Gigino e vi racconto qualcosa che mi raccontò lui e che poi lui pubblicò anche in un libro che parlava, in una raccolta di articoli che parlano della morte in Sardegna, del culto dei morti in Sardegna. L'ho trovato in bibliografia questa volta. E lui la racconta, la vede, la conosce come un fantasma raro e poco conosciuto, ma pericolosissimo. E la leggenda che lui mi riporta è decisamente più breve, è decisamente più scarna, è decisamente priva di tutto quello che vi ho raccontato precedentemente. Una donna gioviana si presenta il giovedì notte a casa di una comare, questa signora che sta filando, vengono chiamate le comari, e dice: Ico, mare mia, che bello il fuoco che hai acceso. Qui si potrebbe arrostire un pochetto di carne. Detto questo, la Gioviana si prepara ad andarsene, ma proprio in quel momento la donna intravede i suoi piedi e li scopre di animale. Ancora la metamorfosi che ritorna, e l'elemento fuoco, che non è da poco. Fra un attimo ve lo racconto meglio. Tutto quello che un tempo era animalesco era positivo, perché ci metteva in contatto con l'altro mondo, quel mondo di cui vi ho detto anche l'altra volta. Questa volta però i piedi d'animale, gli zoccoli, sono sinonimo di diabolicità, di demonio. Qui siamo proprio in pieno cristianesimo, e quindi la donna si spaventa. Quando Giobiana si allontana, chiude la porta, ma soprattutto muove il fuoco, e sopra il fuoco posiziona una croce di palma, perché attraverso il fuoco gli esseri sovrannaturali possono viaggiare. Ci sono diversi racconti che si legano all'elemento fuoco. Vi ho anche già detto che dentro il fuoco, secondo il sardo, dormono gli antenati, e il fuoco non va lasciato mai incustodito. Però ne approfondiremo altrove, altrimenti stasera non la finiamo più. Giobiana torna a un certo punto, la porta è chiusa e si innesca il classico duetto presente in moltissime storie di Sardegna. Apri la porta, no, perché porto la croce e la palma, in lingua faceva rima questo pezzo. Apri il fuoco, lei lo ha chiuso con una croce, ricordiamocelo, no, perché porta la croce e la palma. Cosa fa? Se ne va Giuliano, non ci pensa proprio. Me ne vado, ma lascio un teschio. Dopo 3 giorni la donna è stecchita, morta, nonostante queste piccole attenzioni. Notate come c'è stata un'evoluzione
interessante del mito. Giobiana diventa immediatamente negativa, la tessitura scompare completamente. Gli elementi più arcaici che compaiono sono quello del fuoco, che sono sicuramente molto interessante, ma tutto il ruolo di Giobiana come filatrice e tessitrice è completamente morto. Rimane una donna che compare il giovedì, che ormai è diventato un giorno sacro, ma per il cristianesimo, e che ti aiuta a fare qualcosa che in realtà dovresti fare da sola, perché qui si sta già lavorando su quel mito, che è il mito dell'indipendenza, che è un mito tutto moderno. Ai tempi del mito di Calvia l'indipendenza non era un valore, perché se ti potevano aiutare era anche meglio. Poi ci hanno raccontato che se facciamo tutto da sole siamo belle, importanti, stradee, e quindi niente, questa indipendenza è diventata sicuramente importante, tanto più se ci consente di non chiedere aiuto a Giubiana, perché ci ammazza, questo ci dice, però è un mito che è naturalmente ben cristianizzato. Vediamo anche la croce di palma che viene posta sul fuoco, che ovviamente tutte sappiamo essere icona della Pasqua cristiana. Penso che la croce di palma, gli intrecci di palma esistano anche altrove, o sono solo una cosa sarda. Ora questo lo sto dando per scontato, ma ditemi se da voi fuori dalle chiese per Pasqua si mettono dei signori che intrecciano palma benedetta, che poi verrà benedetta. Fatemi sapere se è una cosa solo di casa mia. E adesso arriviamo alle mie favolose, amatissime Janas, che sono ovviamente delle dee tessitrici, questo è chiaro. Cercherò di non ammorbarvi per un motivo. Io li ho visto palme intrecciate anche in Toscana, ad Ortobello, che bello, ci sono andate, bellissimo quel posto. Grazie Paola, fatemi sapere se qualcuna di voi vede fuori dalle chiese i venditori di palma, che a questo punto sospetto siano molto o meridionali o isolani. Dunque, chi sono le Janas? Le Janas sono un po' quello che vi ho raccontato essere la misteriosa figura che vive in Sorres, in quella casetta un po' desolata, ma molto bucolica. Sono fate, si potrebbe dire fate, che vivono in ambienti lontani dalla società, possono vivere in comunità. Secondo la tradizione popolare sarda, compaiono quando un bambino nasce, e allora lì vengono a noi, si presentano per determinare o per informarci sul futuro del bambino, per affadare beni o mali su VPU, si dice in Sardegna, per affatare bene o male il bambino che è appena, o la bambina che sono appena nate. Se avete molte curiosità sulle Janas, vi invito a consultare il seminario sulla Janas, donne, fatte e streghe, che abbiamo tenuto in ottobre, il primo del nostro annetto accademico, o comunque seguite i miei post, perché io sono un po' fissata con le Janas. Non è un caso che abbia fondato la Janas Academy. Le Janas tessono cantando, e questo è qualcosa che non dobbiamo dimenticare. Prevedono il futuro, lo determinano, ma soprattutto compaiono quando nasce un bambino per determinarne il futuro, il destino. Ve l'ho appena raccontato. Aspettate che sono andata avanti di 2 slide, di 3 slide. Oddio. Aspettate. Ok, ce l'ho fatta. Le tessono e cantano insieme, sono entrambi arti di creazione. L'abbiamo già detto ieri, lo ripeto per chi, scusatemi, avantieri, lo ripeto per chi in definitiva avantieri non c'era. Ricordatevi che la tessitura è un'arte di creazione, si crea qualcosa di sacro. Fra un attimo cercheremo anche di dare un esempio un po' più pratico a questa creazione sacra, ma soprattutto il cantare è un verbo, è un talento, è un'attitudine che un tempo significava incantare. Si cantavano incantesimi, belle parole, come direbbe qualcuno più illustre di me, e con gli incantesimi si era convinti che si potesse creare realtà. Con le buone parole, con le belle parole si poteva creare realtà. Ecco, praticamente il canto, quando la Giana sta tessendo, è un plus al potenziamento sostanzialmente della sua tessitura. È un perfezionamento di quella che è l'invocazione o l'intenzione che la Giana sta riversando nel suo manufatto.
In tutte le leggende che vi sono capitate di sentire o di raccogliere, quando si parla di Janas e di tessitura, loro cantano ed è proprio il rumore del telaio, il rumore del loro canto a palesare la loro presenza. Spesso e volentieri questo canto è portato dal vento, così come il rumore, quindi le Janas non si trovano, però ci sono e noi lo sappiamo perché cantano, presentandosi quando un bambino nasce ne determinano il futuro. Ora, una cosa che potrebbe essere interessante è questa: determinano il futuro o lo prevedono semplicemente? Beh, la risposta ce la siamo già date ieri. Vi ricordate quando parlando di Circe vi ho riportato dei brani di Zolla? Lui ci dice: Circe possiede l'iniziazione alla magia tessile e questo le consente di vedere fra le trame del reale e può modificare gli eventi a piacere nel passato e nel futuro. Circe è una donna maga conoscitrice delle forme, anche lei metaforma o mutaforma. Ora non so se è scritto metaforma o ho sbagliato io riportando, comunque è una donna che conosce l'arte della metamorfosi. Quindi probabilmente le Geras semplicemente vedono il mondo così come è, quindi sostenuto da fili, e sanno quali fili muovere. Probabilmente intuendo il destino di un bambino possono guidarlo verso quel destino. E le leggende di Sardegna ci dicono anche come il bambino è guidato, o la bambina, e sono guidati dalle Janas. Le nonne, quasi tutte le nonne di Sardegna ci hanno raccontato almeno una volta di essere stati svegliati di notte da una Giana che chiedeva loro di fare qualcosa di specifico. Perché? Perché quello avrebbe determinato la loro fortuna. Comunemente si dice che le Janas riservino dei tesori per i bambini e i bambini sono quelli coraggiosi e in grado di seguire le Janas, quindi che faranno quello che le Janas gli raccontano di fare, perché così raggiungeranno il loro obiettivo. Vedete un pochettino quasi la Giana come l'anima che ci spinge a fare qualcosa. Se abbiamo il coraggio di seguire questa voce, forse possiamo raggiungere l'obiettivo. Chi ci raccontavano le nonne, mia nonna perlomeno faceva così: chi ha paura, come lei ebbe paura di seguire la voce della Giana e quindi rimane nel lettino, non si alza, non fa quello che la Giana gli dice, non troverà un tesoro, ma al posto del tesoro troverà del carbone, che già comunque ha un significato simbolico molto interessante. E mia nonna mi raccontava, nonna Barbara, mi raccontava che qualcosa di molto simile era capitato anche a lei da bambina, non aveva avuto il coraggio di seguire la Giana e là, in quel posto che gli era stato indicato, trovò qualche tempo dopo del carbone. Molto suggestiva come storia, probabilmente la bambina costruì chissà quali intrecci, però ve la riporto perché è una leggenda ben diffusa e condivisa in Sardegna. Quindi le Janas sono in grado di guidarci, a mio parere, verso il nostro destino. Un'altra cosetta che vi dico, che non ho messo nelle slide ma mi viene in mente adesso: anche le Janas possiedono come Industasia e Papaya uno specchio dentro il quale vedono immagini del passato, del presente e del futuro. Hanno un telaio interamente d'oro o dei fili d'oro con i quali intessono dei tessuti preziosissimi, e sono preziosi perché determinano, è evidente, il nostro futuro. Io vado avanti, vi ripeto ancora che se avete aspettate un attimo che qualcuno mi ha scritto qualcosa, se avete qualche dubbio scrivetemi che tanto non leggo. No, non è vero. Purtroppo devo staccare, stare ad ascoltarti. Grazie, Anto, sei gentile. Io racconti nel tuo libro con... lo racconti nel tuo libro con Rebecca, dice Emanuela, sicuramente qualcosa delle Gianas, immagino. Perché sì, ne parlo abbondantemente delle Gianas, penso che siano delle figure, come vi ho detto, che ci possono aiutare a modificare in positivo il nostro presente. Ma non rimaniamo sulle Gianas, non me ne vogliano, ma oggi voliamo velocemente verso un'altra Giana, un po' più anziana, ma ugualmente affascinante, Savilonzana, colei che fila. Ci sono antropologhe che io stimo grandemente, che la definirono la madre del carnevale, e qualcuna di noi si potrebbe chiedere, grande conoscitrice del carnevale: ma come il carnevale non è dei maschi in Sardegna? Eh sì, i maschi se lo sono presi il carnevale, perché sono moltissime le figure di maschio in giro per il carnevale, però sono tutti maschi che spesso e volentieri si vestono da donna, alla faccia della fluidità. Ora cercheremo di capire per quale motivo si vestivano da donna, cioè si mettevano una maschera e si trasformavano da donna, ma soprattutto cercheremo di capire perché
indossavano indumenti al contrario. Savilonzana di certo è vecchia, di certo veste di nero, la vedete rappresentata qui in foto, di certo indossa una maschera scura, di certo avanza claudicante, di certo ha un fuso e ha delle forbici e di certo è donna, perché in Sardegna filano solo le donne. È incontemplabile che quando si filava filasse un uomo o un bambino, era una cosa che non si poteva fare. Un giorno parleremo anche del perché. È una figura che è nota a Sedilo, Aula Tirso, Aula Assai, ed è una figura che è nota anche a Ottana, soprattutto a Ottana. È la più famosa filonzana che noi conosciamo, è quella di Ottana, è quella che esce per ultima, se noi immaginiamo il carnevale come una sfilata, ma soprattutto esce da sola e si dimostra nei suoi atteggiamenti la proprietaria di tutta, la padrona di casa, di tutta la sfilata. La Lauru ce la dice la madre del carnevale ed è un modo di definire Savilonzana che mi piace moltissimo. Figure simili a Savilonzana ce ne sono tante, non si chiamano Filonzana ma in questo caso si chiamano Sagrastula e siamo a Gadoni. Stessa cosa del Savilonzana, ha un fuso, ha delle forbici e nel caso in cui ti tagli davanti agli occhi il filo, speriamo bene, perché il filo, come vi ho raccontato, non lo fanno mai, quasi mai, anche se una volta mi è capitato di vederlo e mi sono ghiacciata per la persona alla quale è stato fatto questo gesto. Il filo rappresenta la vita della persona che si ha davanti e le forbici vedremo a cosa servono, ovviamente a tagliare quella vita in un momento determinato del suo corrimento o scorrimento. A Gadoni Sagrastula è detta anche sa femmina anziana filendi, la femmina vecchia che fila, ancora una volta è una donna anziana, e ancora una volta è rappresentata da un uomo che si maschera e si trasforma in anziana. Sagrastula e Savilonzana utilizzano indumenti posti al contrario e in alcuni casi, come quando è detta Singrastula a Tertenia, lanciano dei cereali, crusca, in alcuni casi cenere e coriandoli, sulle donne giovani per augurare fertilità, abbondanza e felicità. Una filatrice che porta morte ma che porta anche abbondanza. C'è un'altra figura che non è una filatrice ma si presenta con saburra, che è un tessuto specialissimo e bellissimo made in orgosolo, che vi consiglio almeno di vedere se non potete averne uno a casa. Ebbene, lei si copriva interamente con questa coperta, per l'appunto saburra, e girava con un cercino e una zucca in testa, quindi con quel cerchietto di tessuto o di altro materiale sulla quale si mettevano le anfore o le zucche. La zucca modernamente, pre-guerra mondiale, quindi non tanto modernamente, era ricca di vino e anche successivamente alle guerre. Probabilmente prima era, ci dice la Turchi, Dolores Turchi, probabilmente prima era ricca di acqua che dispensava salute. La dispensava questa salute con un mestolo. Quindi dentro il carnevale di Sardegna, che è dei maschi, troviamo però un sacco di donne che portano auspici di fecondità, di salute, ma soprattutto a tempo debito sono donne che sono capaci di porre fine alla vita di ciascuno di noi. Ovviamente ho fatto un excursus molto rapido, anche in questo caso se volete approfondire vi posso mandare un link a un articolo che ho scritto qualche tempo fa di approfondimento, così se siete curiosi del carnevale sardo, quello che so lo condivido volentieri con voi. Quali sono gli elementi che dobbiamo tenere in considerazione? Bene, ce ne sono alcuni, sono tutti uomini quelli che vestono i panni della donna. Perché l'uomo si maschera da donna? Non perché il carnevale è un periodo in cui si fanno le cose che durante tutti i giorni non si fanno, questa è un po' una cosa che io non condivido, anche se alcuni ne sono prettamente e pienamente convinti. Anticamente
Originariamente l'uomo e la donna si mettevano una maschera per trasformarsi nella creatura che la maschera rappresentava. Ve ne ho già parlato, non mi ricordo più dove, ma in epoca antichissima, paleolitico e neolitico, quando gli uomini, secondo gli archeologi, si mettevano una maschera, era per trasformarsi nell'animale rappresentato dalla maschera. Cosa significava trasformarsi nell'animale rappresentato dalla maschera? Ve la ricordate la dea uccello di cui vi ho parlato ieri, paleolitico, queste donne con la faccia da uccello, quindi col becco, le braccia alzate, i seni penduli, paleolitico superiore. Donne che probabilmente indossano una maschera. Perché? Per trasformarsi nella dea uccello, per entrare in contatto con quell'animale che, essendo animale, è in contatto e in dialogo diretto con il mondo che è degli dei. Quindi io sto entrando in contatto, sto vestendo i panni di un animale che è in contatto con gli dei e quindi con gli dei posso parlare direttamente. Non è un caso che tutte le tradizioni del mondo invitino gli uomini ad avere accanto degli animali guida, perché sono quegli animali che ci portano i messaggi che ci servono veramente. E quindi cosa significa un uomo che si mette una maschera che lo trasforma in donna? Oggi non significa più niente, ieri forse significava qualcosa di importante, anche l'uomo che riusciva a entrare in contatto con il divino esattamente come faceva una donna. Sono punti di vista, sono teorie, prendetele come tali. Sono tutte donne, quelle che compaiono nel carnevale sardo, legate al mondo della tessitura. Tutte quante sono rispettate, tutte quante sono vecchie, tutte quante indossano capi al contrario. E del capo indossato al contrario di Sardegna vi potrei dire un sacco di cose, ma vi dirò adesso che denotano il mondo dei morti. Quindi sono vecchie, rispettate filatrici che entrano in contatto con il mondo dei morti. Non sono più donne, ma sono uomini che cercano di essere donne, che fanno tutte ste cosette. Quindi vi potreste fare un disegnetto del momento in cui la donna non veste più i panni di Savilonzana e diventa un uomo a vestire questi accidenti di panni. Forse prima erano le donne che si tramutavano e si vestivano da Filonzana. Forse ricordo di quando la tessitura consentiva una connessione con il mondo degli antenati o degli spiriti o delle dee. Gli antenati mostravano ai vivi la strada da seguire per raggiungere il proprio destino. Vi ricordate quando vi ho raccontato avanti ieri delle donne tessitrici che cercavano di ottenere auspici mentre tessevano? Beh, li ottengono perché in quel momento entrano in uno stato alterato di percezione. Ora, se vi state chiedendo, sì, ma perché nel Carnevale sardo c'è sta Filonzana che è una tessitrice divina? Ve lo potreste chiedere, io perlomeno me lo sono chiesta, anche perché nel Carnevale sardo ci sono un sacco di cose che non c'entrano niente con quello che io mi aspetto essere il Carnevale. Ci sono le filatrici sacre, ci sono le gare equestri, la Sartiglia, ci sono divinità pluviali, il Maimone. Che accidenti c'entrano con il Carnevale? Te lo sei mai domandata? Secondo voi che cosa c'entrano con il Carnevale? Se volete, me lo potete scrivere. Barbara ci scrive: class, sparisco 10 minuti, tempo di ritornare a casa e poi riappaio. Quindi vive vicino a casa, buon per te, al lavoro, buon per te. Se ci state pensando e me lo volete scrivere, io aspetto 2 secondi così bevo una cosa e la mia gola si riposa. Magari avete anche già letto un articolo che vi consiglio ancora dal mio sito, spero di ricordare di mettervelo anche questo in email. Quindi il primo link era della storia, adesso ve lo scrivo, il secondo link era del carnevale e il terzo link è questo qui della Filonzana che mi dovrei ricordare. Dunque, non mi avete scritto niente, quindi forse non ve lo siete mai chieste o magari non trovate la risposta. Ci può stare perché io ci ho messo un sacco di tempo per elaborare un'idea e la mia idea è chiaramente questa, cioè in realtà non è un'idea, è dettata da fonti scritte che mi hanno molto suggestionato. Io sapevo che il carnevale per il cristianesimo era l'unico periodo in cui si poteva
tornare ai vecchi culti, mi dice Claudia. Sì, in realtà la risposta sta proprio qui dentro, fanno una grande camera delle meraviglie, dentro il carnevale c'è un calderone di tutto e di niente, nel quale ci mettono tutto quello che non riescono a catalogare in maniera diversa, e quindi una gara equestre con suggestioni pagane, questo cavolo di maimone che non riusciamo proprio a sbarazzarcene. Vabbè, volete festeggiarlo? Facciamo che è una maschera, ve lo mettiamo nel carnevale. In realtà era una divinità pluviale serissima, apprezzatissima in Sardegna, la si invocava per far piovere, e soprattutto questi accidenti di filatrici sacre che evidentemente erano posti ovunque, no, possono saltare fuori e ridicolizzate durante un periodo che noi chiamiamo carnevale. Poi se voi approfondite il carnevale troverete anche un sacco di altre cose in Sardegna, ma queste sono le più rilevanti. Sono messe tutte insieme perché ce li hanno messe tutte insieme, non c'entrano niente col carnevale. Il carnevale era il contentino che si dava alle persone di 2 o 3 giorni durante i quali si poteva fare la qualunque, dopodiché tutti in chiesa e a mangiare fave bollite e a inginocchiarsi sui ceci. Questo è il concetto di base che vive, e quindi le filatrici sacre le troviamo nel carnevale per questo, non perché siano figure carnevalesche. In questo modo le hanno anche private di una sacralità che in definitiva non dovevano perdere e che non hanno perso, perché vi ripeto, se vi trovate davanti sta Vilonzara, la fotografate, ma sperate sempre che non vi tagli il filo davanti, e ve lo auguro ovviamente con tutto il mio cuore. Arte della tessitura, 2 o 3 informazioni di cultura immateriale e materiale, anzi in questo caso di Sardegna, quasi di etnografia. Le prelevo da un libro molto bello, scusate, un'amica, tra virgolette, amica nel senso che è una donna che io stimo moltissimo, è Anna Luigia, Luigia, scusatemi, Moica, è grandissima amica di Dello Ru, insegnante di antropologia che io purtroppo non ho avuto modo di conoscere, perché quando io ho iniziato ad occuparmi di questi argomenti lei ormai già non c'era più, è morta, era morta, era già morta. Sherazade Epibionisi, la tessitura a Villa Massargia, che è un altro polo di grande tessitura in Sardegna. Qui c'è un sacco di disegni, che vi ho anche pubblicato su Facebook, ci sono un sacco di racconti interessanti, e parla della tessitura dall'inizio alla fine, quindi già dalla coltivazione del materiale vegetale che diventerà poi fibra e poi filo, fino ad arrivare proprio al tappeto con le varie tecniche. Non so se riuscite a trovare questo libro in biblioteca, non so se riuscite a comprarlo, sono di quelle pubblicazioni, queste QEC universitarie, che ne facevano 30 copie, 40 copie e poi ciao, non venivano nemmeno distribuite, proprio una perdita di intelligenza incredibile. E me ne dispiaccio, è un libro molto bello che io invito, fatto da una donna che fa un altro lavoro ma che ha raccolto le informazioni del suo paese, che io vi invito, se potete, a consultare anche solo per sfogliarlo. Comunque molte delle informazioni che vi porto vengono da questo libro, molte altre vengono da Nule, molte altre vengono da Sarrule. La cosa che vi voglio dire è questa: in definitiva la tradizione della tessitura in Sardegna è molto simile e quindi si fanno un sacco di cose similari, ma purtroppo un sacco di cose che si fanno hanno perduto significato, vuoi nei disegni, vuoi nelle pratiche proprio. Dunque, la tessitura faceva parte delle competenze del saper fare femminili. Quindi la donna in Sardegna sapeva fare un sacco di cose, la tessitura era una di queste cose. In alcuni casi si imparava per avere una mazione nelle mani, in altri casi si imparava per il gusto del saper fare. Ad esempio, ho conosciuto di recente signora Antonietta, che non è una tessitrice ma è un'intrecciatrice di giunchi, fili e cotoni, fa cestini alla maniera sinnaese bellissimi, e mi ha raccontato, chiaramente perché non ho potuto non domandarglielo, come ha imparato e il motivo per il quale ha imparato, e lei è rimasta quasi un po' sconvolta nel rispondere alla mia domanda: ma lo faceva per lavoro? Assolutamente no, ho imparato da piccolina perché volevo fare i cestini per la casa, per casa mia. Poi lei è diventata maestra e oggi insegna ed è bravissima. L'anno prossimo andrò a seguire i suoi corsi, però in generale non sempre si imparava per vendere.
cesti o tessuti, si imparava per avere un'arte in mano, un'arte che comunque serviva, e l'arte della tessitura e della cestineria erano una delle tantissime arti, competenze richieste a Sabona, Meredomi, alla buona, scusatemi, fanno male le orecchie già ora, alla buona proprietaria di casa. Chi insegnava l'arte della tessitura a Villa Massargia si chiama Sadestingiana, e non solo a Villa Massargia, la tessitrice. E questa signora, per le sue prestazioni, non chiedeva soldi, quindi era una maestra free. Però attenzione, in Sardegna si è maestre free, ma in definitiva le studentesse devono fare qualcosa per la maestra free. Di riconoscenza tantissima, che si trasformava in richiesta di favori, ma soprattutto doni, quasi pagamento, ma soprattutto in alcuni casi le ragazze prestavano il loro servizio per lavori domestici a casa di Sadestingiana, ma soprattutto la aiutavano quando Sadestingiana, che lavorava, doveva consegnare dei lavori di tessitura. Quindi non ti pagavo concretamente, perché non avrei nemmeno potuto, ma se mi serviva un sostegno e una mano d'aiuto, mi raccomando, me lo devi assolutamente dare. Una cosa importante è questa, che Sadestingiana godeva di grandissima stima nel caso e approvazione nel caso in cui condividesse i propri saperi. Era una iena maestra a tutti gli effetti. Bene, Barbara, ti rivedo, sei tornata subito. Sto scorrendo per vedere se siete sveglie. Sì, quasi tutte. Immagino. Ok. Allora, andiamo avanti, non manca molto, no, non è vero, manca un po', facciamo in fretta. Allora, ecco, mi hanno riportato che quando si tesseva era fondamentale cantare, ma non è più per creare magia, è semplicemente perché così ci si distrae, perché la tessitura è un'arte realmente molto, molto pesante, quindi la tradizione del canto si è completamente, anzi, il significato del canto si è completamente perso. Il telaio è come il forno, c'è una grande connessione fra questi due strumenti, ed è considerato esattamente vivo come vivo era considerato il forno. Se lavorava portava allegria nella casa e nel paese, ce lo racconta che è Cambosu. Se invece è fermo, il telaio è triste, è sintomo e sinonimo di tristezza. Tant'è che Cambosu ci dice: in quei paesi nei quali io cammino e non sento il rumore del telaio, ebbene ho una percezione di tristezza latente. Non sono queste le sue parole precise, comunque il concetto che ci voleva, sto parafrasando Cambosu. Non si poteva tessere in alcune giornate specifiche, specie se qualcuno era morto, così come il giovedì santo, adesso è diventato giovedì santo, non si può assolutamente tessere. Ecco perché compare Savilonzana, perché è diventato un giorno sacro al cristianesimo. Evidentemente questo giorno veniva sentito sacro, e quindi necessariamente viene posto qualche altra tradizione per dire sì, sì, è sacro, ma per quest'altro motivo, non per quello che pensi tu. Il giovedì santo non si può tessere e non si può filare perché Gesù Cristo è palasa a terra. Cosa significa? È spalle a terra, cioè è coricato, è morto. Quando ci sono morti freschi non si può tessere, è assolutamente impensabile farlo. Non si può iniziare un lavoro di venerdì, l'infilatura del telaio non può avvenire di venerdì perché le cose potrebbero andare male, ma soprattutto durante le varie fasi del lavoro si sta molto attenti a ritualizzare lo stesso lavoro. Per esempio, quando si infilava il telaio o nel momento del taglio del manufatto dal telaio, quindi quando la tessitrice letteralmente taglia i fili, poteva succedere la qualunque, mi viene raccontato dalle tessitrici, ebbene in quel momento specifico si recitavano quelli che un tempo erano brebusu, che poi sono diventate preghiere, ma soprattutto si lasciavano sempre delle medaglie, delle immaginette sacre o delle icone religiose all'interno dei cestini nei quali i fili erano custoditi. A Nule, per esempio, mi si raccontava che per creare i fili, i gomitoli proprio di lana, facciamo, si utilizzava una monetina. Le bambine utilizzavano questa monetina per creare il gomitolo, quindi per fare il centro del gomito, e poi questa monetina, quando il gomitolo finiva, servono loro a finirla lavorando,
e quindi mettendo il filo nelle spole, la monetina diventava l'oro. Ed è una tradizione che sicuramente si lega a questi oggetti sacri che si mettevano fra i fili per esorcizzarli. Segno della croce si faceva sempre, la preghiera si recitava sempre, il contesto di lavoro doveva essere pulito e lasciato in ordine alla fine della giornata di lavoro. Siamo davanti a un contesto squisitamente rituale, non c'è assolutamente dubbio a tal proposito. E la stanza della tessitura, in Sardegna ci sono, in Nule per esempio, o in Sarule ci sono proprio ancora i telai verticali, la maniera più antica che abbiamo di immaginare un telaio. Bene, hanno delle stanze riservate, questi telai, e questi telai hanno i piedi conficcati a terra nella stessa casa. Sono una sorta di albero cosmico presente nella casa delle donne che tessono. È un'immagine veramente molto bella. Ora, se non avete domande, ma mi sembra che non ce ne siano, iniziamo a parlare del manufatto sacro. Vi ricordate che vi dico sempre si creano manufatti sacri, santi, di potere, religiosi e bim bum bam? Ebbene, quali sono questi manufatti? In Sardegna ce n'è ancora un ricordo veramente, veramente profondo. Il ricordo prende il nome di Fressada e Tappinu. Tappinu de Mortu e Fressada sono Occoperibancu, che fra un attimo vedremo, sono tre tipologie di tappeti che venivano utilizzati in ambito funebre. Pare che venissero utilizzati esclusivamente in ambito funebre. No, oggi non sono più in uso o quasi da nessuna parte, sempre se non siamo in un contesto squisitamente familiare, ma il morto ormai conosce delle usanze differenti, e sono degli oggetti realmente sacri. La donna la riceveva in alcuni casi all'interno del suo corredo. Perché? Perché si sapeva che prima o poi all'interno di una famiglia il tappino del morto sarebbe stato utilizzato, il tappeto utilizzato per avvolgere il defunto. Quando la sposa non lo riceveva come corredo era perché o non c'era la possibilità economica di averlo, costavano veramente tanti soldini, o perché in famiglia c'era già un tappeto di questo genere. Il tappeto si passava di madre in figlia. Cosa significa questo? Che il tappeto che è utilizzato per la gestione dei nostri morti e la morte stessa è una cosa da donna. Ve ne ho già parlato altrove, quindi non mi ci soffermo. Erano importantissimi ed era importantissimo utilizzarlo durante la morte. Perché era così importante? Perché altrimenti il morto, non avendo ricevuto gli onori del caso necessari, non sarebbe potuto passare al livello successivo, cioè non si sarebbe potuto spostare dal nostro mondo e andare in quell'altro mondo che lo aspettava. Ovviamente poi per la Sardegna ci sono un sacco di passaggi previsti che però non vi racconto oggi. E quali erano questi onori che dovevano essere riservati al nostro caro defunto? Almeno due: Sudappinu, ma soprattutto il canto della Tita d'Orasa. E ancora una volta ci troviamo di fronte alla tessitura e al canto, due arti sacre delle quali vi ho già detto abbondantemente. Fressada, Tappinu e Coriglibancu o Coperibancu, poi magari se abbiamo tempo vediamo la differenza tra l'uno e l'altro, non vanno assolutamente confusi con quello che è il lenzuolo da morto. Sopra questo tappeto veniva steso il defunto, mentre il lenzuolo bianco del defunto era da morto, era messo sopra il cadavere sostanzialmente. Ora è macabro, ma scoprirete anche che ci sono messaggi ovviamente di rinascita. Lo studio di questi tappeti mi ha dato la possibilità, mi ha consentito di conoscere e di ritrovare delle connessioni fra Sardegna e il resto del mondo veramente molto interessanti. Per esempio, le iconografie, le tendenze sarde sono presenti in Anatolia, nell'Anatolia più antica, sono presenti e ricorrenti in Perù. L'abitudine, per esempio, di coricare un defunto su un tappeto era proprio della Roma antica, era proprio dell'Egitto. In Egitto sono stati ritrovati i manufatti tessili
ovviamente dedicati al defunto, con iconografie molto simili a quelle presenti in Sardegna, ed è qualcosa di incredibile e di incantevole. Il significato del tapino de mortu è evidentemente di rinascita. Se il morto riceve le giuste attenzioni, rinascerà, e le giuste attenzioni sono il canto, alla maniera delle atita d'orasa, delle prefiche, e la giusta attenzione sta nella tessitura. Però badate bene, una tessitura che porta e riporta delle iconografie simili a quelle che voi qui potete vedere e che di cui adesso parliamo. Le iconografie anatoliche delle quali vi ho parlato provengono da Çatalhöyük in Anatolia, dove 7000 anni prima della nascita di Cristo vengono riproposte delle iconografie che oggi conosciamo in Sardegna, che conosciamo in Perù e conosciamo in Mongolia. Quindi una sorta di sapere o di consapevolezza del mondo naturale, del mondo mistico, che poi o si diffonde in tutto il mondo o viene interpretato in maniera simile dalle popolazioni che vi ho detto. Da Çatalhöyük, per esempio, ci arrivano queste immagini che voi vedete qui rappresentate. Ovviamente questo disegno è stato fatto a mano, quindi qualcuno ha visto l'iconografia su parete e l'ha riportata su carta, ma è un'iconografia molto interessante perché ci parla di morte e di rinascita. Ebbene, io forse se non avessi letto il simbolismo non ci sarei arrivata, però questi due rappresentano che cosa? Rappresentano degli uccelli portatori di morte, scusatemi, rappresentano gli avvoltoi. La figura al centro rappresenta una donna che viene smembrata dagli avvoltoi, quindi è una donna che è prossima alla morte, ma la morte non è mai fine a se stessa. Vedete che la donna in grembo ha qualcosa, ha un bambino, quindi ha la rinascita. Un'iconografia del genere è presente ancora oggi nei tappeti alla maniera sarda. Ovviamente non si conosce più questo significato, ma il significato antico doveva essere questo. Questo è un tappeto moderno tessuto in samugheo, e voi trovate due uccelli che oggi vengono dette pavoni o pavoncelle, che in realtà potrebbe essere serenamente degli avvoltoi, e qui ritrovate un albero ricco di frutti, che è una parabola sostanzialmente della donna che genera figli, quindi che ricorda abbondanza. Ci troviamo di fronte a una iconografia molto simile. Ancora immagini che provengono da Çatalhöyük, che pronuncio malissimo, perdonatemi, ma non riesco a pronunciarlo in maniera adeguata. È questa la dea che ha accanto due avvoltoi, e la dea che ha accanto due avvoltoi che mantiene per il collo. Se voi vedete questa icona, vedete il mouse che si muove nel vostro schermo? Sì? Ok, sì, benissimo. Se voi vedete questa icona ancora una volta viene da samugheo, è un dettaglio di una fascia tessuta in samugheo, c'è la dea dotata di corna, e c'è la dea che mantiene quelli che vengono raccontati come due volatili, probabilmente due avvoltoi, e li tiene proprio esattamente come succede in questa icona. Solo che ci troviamo a distanza di millenni, non secoli, millenni, un'iconografia che è rimasta molto presente in Sardegna. Ci sono anche altri libri che vi potrei far vedere questa fotografia, qualcuna al volo, perché la parte più noiosa delle slide è caricare le immagini, e quindi alle volte sono un po', mi stanco, diciamo, di farlo. Adesso vediamo se la trovo subito questa immagine oppure no. Se non la trovo subito ve la mando. Credo di averla anche condivisa. Eccoli qui, si alternano di nuovo due uccelli, li vedete, spero. Eccoli qui. Ovviamente l'immagine è completamente mutata, ma gli uccelli continuano ad esserci, e sono figure zoomorfe che adesso raccontiamo, ma ormai dopo il pippotto sulla dea uccello che vi ho fatto, penso che l'iconografia vi stia abbastanza chiara. Ecco un'altra iconografia che ritorna costantemente, non solo nei siti archeologici che vi ho detto, ma anche nelle tradizioni del Quilim e anche altrove, in Perù. L'immagine del Perù non ve l'ho messa, ma se voi immaginate quelle immagini gigantesche che si vedono solo dall'aereo, che possono sembrare
re, ragno, qualcosa di simile, sono molto vicine ai petroglifi di Cheremule, oppure a questa figura che è una partoriente. Questa immagine l'ho presa da Storia del Kilim, che è un bellissimo libro ricco di immagini, ed è una dea partoriente con le braccia alzate. Che sia una dea partoriente con le braccia alzate, ce lo raccontano, ma si denota anche dal grande ombelico e dalla grande pancia, che evidentemente custodisce la vita. La somiglianza fra questa signora e queste signore presenti in abiti funerari sono notevoli, ma è incredibilmente notevole la somiglianza di questa signora con questa signora. Questa signora è una dea partoriente, forse lo è stata, ha qualcosa di misterioso sul capo. Paola sta facendo così, e per me? Dimmi. Ah, sì, mi dispiace. Scusate, mi sono sconvolta. Devo lasciarti e mi dispiace moltissimo. Non ho letto, ma sì, Paola, vai, non ho letto il messaggio, mi deve dire A domani. Ciao. Ciao. Sono stordita come poche altre creature. Allora, qui abbiamo una dea con le braccine alzate. In Sardinia poi questa immagine diventerà ricorrente anche con la Tanit fenicia. Non ne parliamo oggi, ma sarebbe carino parlarne. Ancora una volta anche questa signorina ha qualcosa sul capo, un po' alla maniera di Circe, un po' alla maniera di Atena, un po' alla maniera di Nate, ve lo ricordate? È una dea, è una creatura divina. E questa creaturina fa parte di questo arazzo, sempre in Samugeo, sempre con gli uccelli che smembrano la vita. E guardate un pochettino, lei si trova qui. È un piccolo dettaglio, ma è presente, c'è. Nei tappeti e nei manuffati di Sardegna ricordano spessissimo queste immagini, che sono sempre immagini di rigenerazione. Sono immagini che troviamo in Turchia, no, in realtà in Turchia, in Perù e in Mongolia. Scusate, un errore di battitura. I tappeti che analizzeremo, scusatemi se l'immagine è un po' sgranata, ma è difficilissimo trovare delle immagini performanti di questi tappeti, che ormai sono veramente pochissimi, sono custoditi tutti nei musei. Le immagini che analizzeremo saranno tutte immagini provenienti da tappeti datati XVIII e XIX secolo. Quasi mai utilizzerò tappeti che sono più recenti. Perché? Perché a un certo punto, con la cristianizzazione anche della tessitura, i tappeti perdono quei simboli che in definitiva erano loro propri, e quindi un po' perdono la loro identità. A noi ci interessano questi più antichi perché sono ancora presenti dei simboli pagani. Potete vedere in questo tappino de mortu proveniente da Orgosolo 1700-1800, ad esempio, le zigzag. Facciamo rapidamente, perché ormai il simbolismo di questo zigzag è abbastanza noto. La Gimbutas ci ha catechizzato un po' tutte quante, per fortuna. Lei ci dice che sono chiaramente dei simboli che parlano di acqua. Vi ricordate il chevron di cui vi ho parlato? Vi ricordate la M di cui vi ho parlato? Sono tutti lo zigzag. Poi adesso parleremo della scacchiera o delle icone dentellate che sono presenti anche qui. Sono tutte icone di acqua. E l'acqua a che cosa è legata? L'acqua è legata al sesso femminile. Il sesso femminile, che per antonomasia è umido, quando non è umido c'è un problema. Il sesso femminile, che nel momento in cui diventa particolarmente umido ci troviamo di fronte a un momento di parto, perché ovviamente stiamo rompendo le acque e l'acqua scorre in maniera piuttosto abbondante e copiosa. Il seno della donna che degenera e dona acqua quando è di fiume, di lago, di mare, che dona in tante modi e forme diverse vita, acqua che in alcuni casi è dimora anche di quegli uccelli acquatici di cui abbiamo parlato martedì. Quindi quando noi in un tappeto troviamo l'acqua rappresentata, beh, ci troviamo sicuramente davanti a un simbolo divino e davanti a un oggetto, l'abbiamo già detto per il vasellame, che evidentemente aveva uno scopo sacrale, un utilizzo sacrale. Poi parliamo anche di questi figurini presi per mano, che non stanno ballando il ballo tondo. Questo è un tappeto che mi è stato donato, è la donna che lo possedeva, Raffaella,
Trisavola, trisnonna di mio marito, se non ricordo male, probabilmente lo compro in Nule, sono molto vicini come paesi, tant'è che io a Nule conosco diverse tessitrici perché proprio ho una casa lì. Comunque vi porto questo tappeto perché sono presenti le scacchiere, sono presenti le dentellature, sono presenti le V, le Chevron, le W sostanzialmente. Ancora una volta la Gimbutas e molti degli analizzatori delle iconografie e dei manufatti tessili di Sardegna ci dicono che sono tutti simboli che parlano di acqua. Quindi ritornate a quello che vi ho detto precedentemente. Aspettate, ho fatto un voglio? No, così. Ok. I figurini femminili. I figurini femminili sono onnipresenti nei manufatti tessili di Sardegna. Ora, osservate questo tappeto che vedete qui, questo tappino è morto, e ditemi che differenza trovate fra una figura e l'altra. Avete pochissimi minuti per no scherzo. Cercate di vedere una differenza tra le due, sono molto simili, è il gioco delle differenze, c'è una differenza, vediamo un pochettino se qualcuno di voi la trova. Oh no, accidenti, non l'ho scritto la differenza. Io bevo intanto e mi rilasso. Sto soffrendo un po' la gola, il mio medico mi ha detto, evidentemente parli molto, dovresti parlare un po' di meno. Allora, però a lezione mi è inevitabile parlare. Allora, mi scrivete gli occhi, mi dice Viola, l'espressione, mi dice Ines, le mani, mi dice Emanuele, no, e il petto mi dice sempre Viola, Emanuela mi dice una ha un segno sopra gli occhi, Emanuela sì, la vincitrice. In una sono rappresentati i piedi, Emanuela la vincitrice. Osservate la fronte di questa signora e osservate la fronte di quest'altra signora. Rappresentano le fasi della vita. Una ha le rughe e quindi non ho usato la crema rimpolpante della Vichy, è evidente, mentre l'altra non ce le ha queste rughe, quindi è una giovane. Rappresentano il ciclo della vita, quello scorrere della vita che ci porta là dove il tappino ci aspetta, cioè nella morte. Sono dei figurini femminili che sono rappresentazioni o della dea, come in questo caso, stiamo facendo un po' di spoiler, come in questo caso, questa è la dea solare e lunare rappresentata al centro del tappino, oppure sono sacerdotesse prestate al culto della stessa dea. In questo caso rappresentano lo scorrimento della vita. Ce n'è una giovane e ce n'è una anziana. Se qualcuno vi dirà, ah, che belline, stanno ballando il ballo tondo, schiaffeggiatelo da parte mia perché non stanno ballando il ballo tondo. In Sardegna il ballo tondo si balla alternando uomo e donna, tendenzialmente, poi oggi si fa veramente di tutto e qui ci sono solo delle donne, e anche laddove troverete degli uomini che si alternano a donne, come qui si vede malissimo, mi dovete perdonare ma non ho potuto fare di meglio, uomo ai pantaloni e alle braghe, uomo, donna, 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 uomo. Ci dicono stanno ballando il ballo tondo, è evidente? No, sono in processione, perché il ballo tondo alterna uomo a donna, sono in processione ed è una processione sacra. Tutte queste figure hanno oggetti sacri nelle mani e sono tutte unite da rami di varia natura che possiedono in mano. Sono donne in processione che stanno auspicando qualcosa di specifico. La rinascita è altamente probabile. Albizzati, che analizza questo tappeto che vedete qui, che poi ho diviso con un altro tappeto, ci dice stanno ballando il ballo tondo e quindi questo non è un tappeto ad uso funebre perché il ballo tondo è un momento di pieno e puro diletto, ma soprattutto gli asini non sono animali funebri. Adesso gli asini ve li faccio vedere. In definitiva non ci ho preso per una pippola, l'unica cosa sulla quale ha preso è forse il 1700 nel quale è data questo tappeto, non abbiamo probabilmente tappeti più antichi, questo tappeto è scomparso, io non ho più capito che fine abbia fatto, comunque abbiamo delle belle foto perché Camboso nel suo libro Miele Amaro ne riporta una fotografia.
I figurini femminili hanno tutti questa testa radiosa, vi ricordate quello che vi ho detto ieri di Circe? Non ve lo ripeto, è un emblema di divinità, emanano raggi solari e tutte quante spesso e volentieri sono accompagnati da lui, probabilmente un cervo, forse un asino o forse un toro, insomma tutti animali psicopompi, sacri. Che cos'è lo psicopompo? È quell'animale o quell'uomo o quella donna sciamano che ci guidano nel mondo dei morti e poi tendenzialmente ci possono riportare indietro dal mondo dei morti, sempre che non se ne dimentichino, questo è chiaro. Questo è un dettaglio che proviene da una frestata di Oliena. Un'altra icona che voi potreste trovare costantemente e comunemente è questa qui, la piantina dentellata, che in realtà non è una piantina dentellata, ma secondo gli studiosi rappresenta una dea partoriente ed in effetti la somiglianza tra questa e questa iconografia c'è e si vede. Il frutto del parto è la donna che partorisce, o la testa della donna è la donna che partorisce. Guardate un pochettino se non c'è un buon ritorno. Ovviamente ci troviamo di fronte al grande mondo delle ipotesi, ma sono sicuramente interessanti. Oddio, vi ho detto tutto di questo. Queste che vengono definite piantine dentellate, secondo gli studiosi, in realtà rappresentano qualcosa di altro. E anche questa è una cosa molto interessante e molto curiosa. Non è una piantina che sta facendo i rami, per quanto potrebbe essere un'iconografia interessante. No, con probabilità riprende un motivo neolitico che all'uomo sardo non solo stava particolarmente a cuore, la moltiplicazione divina degli arti. Stiamo sempre nel grande mondo del parto, è chiaro, tant'è che le icone sono molto simili. Ed è un motivo neolitico che sta molto a cuore al sardo. Ora sfrutterò l'arte plastica della bronzettistica per farvi vedere come il sardo era dell'opinione che quando eravamo fighi, ma fighi veramente, avevamo 2 braccia e 2 per parte e 4 occhi, quindi 4 braccia e 4 occhi. Forse quello che noi vediamo qui plasticamente restituito è quello che è rappresentato qui. Forse prendetela come ipotesi e vedete se la cosa vi può piacere o vi può interessare. Qui abbiamo un bronzetto proveniente da Biniteti, l'eroe a 4 braccia e 4 occhi, che poi conosce delle spiegazioni che sono veramente molto interessanti, ma che non vi do oggi. Accidenti, siamo in ritardissimo. La svastica o qualcosa che è simile alla svastica, non parleremo di questa croce antichissima, vi dirò che tutto quello che somiglia a una svastica significa, o così viene tradotto e viene rappresentato come il sole. E quindi qui siamo davanti a una dea abbracciata dal sole. Ancora una volta vi invito a ricordarvi cosa le dee possiedono sopra la testa, un vero e proprio sole. Questo è l'asino è l'animale di moltissime dee. Per esempio l'asino si associa anche a Isida nel bel libretto L'asino d'oro. L'asino è l'animale per esempio di Santa Lucia e anche questo è un animale psicopompo. Poi un giorno magari entreremo dentro il dettaglio e ve lo racconterò più approfonditamente. Ma Albizzati ci diceva che non c'entrava niente l'asino con la morte e in definitiva no, assolutamente non ci aveva preso per niente, perché gli studi ci raccontano che c'entra e come se c'entra. Gli animali che ritornano nei nostri tappeti sono il cervo e l'asino. Il cervo è un animale che parla di vita, ma come vi ho raccontato, come tutti gli animali, non ci può connettere col mondo dei morti, ed è un animale che piaceva un sacco ai sardi. Le navette funebri sarde sono spesso rappresentate con o protomi bovine o protomi cervine, taurine o cervine. Questo in questo caso ha delle protomi cervine. È un cervo come psicopompo che conduce il defunto laddove dovrà arrivare, in un altro mondo. Quale mondo? Grande punto di domanda. Gli uccelli che sono rappresentati nei tappeti sardi o che erano rappresentati nei tappeti sardi, beh, non ve li spiego. Quando le donne tessono oggi, conoscono queste iconografie, sanno ancora il significato di queste iconografie? Oggi magari sì, perché molte stanno ristudiando. Abbiamo passato però un sacco di tempo nei quali questi motivi si sono riproposti in maniera squisitamente artigianale, quindi si facevano perché si facevano, punto. Semplicemente per riportare degli stilemi che, niente, erano rappresentativi di una determinata comunità.
Qui c'è un racconto che vi ho citato più e più volte di Cambosu, tratto da Miele Amaro, magari vi mando queste slide così ve le leggete. Si racconta della sacralità del tapinu del mortu e di come in realtà in alcuni casi non veniva utilizzato in maniera appropriata, secondo alcuni. Ora però non leggiamo perché voglio fare anche la meditazione, ci tengo moltissimo, abbiamo ancora un sacco di roba da fare. Piccolo accenno che voglio farvi è questo: il tapino è un oggetto che diventa sacro ed è importante ed è posto in connessione con Samesa di Suvani, il tavolo nel quale si faceva il pane. Perché? Perché il tapino poteva essere steso proprio sopra il tavolo del pane ed erano due oggetti, l'uno e l'altro sacri e importantissimi e magici perché entravano in contatto con la vita e con la morte. E tutto quello che entra in contatto con la vita e con la morte per il sardo è potentissimo, tant'è che tutte le volte che mi capita di imbattermi in quella magia un po' oscura che in alcuni casi in Sardegna veniva praticata, ebbene si racconta che venisse praticata soprattutto nei tavoli per fare il pane. E perché? Perché nei tavoli per fare il pane c'era stata vita, il pane, e c'era stata morte, si stendeva sopra il defunto. Tutto quello che entrava in contatto con la morte per il sacro era per il sardo era sacro e magico. Un giorno vi racconto delle mele che curano, ma oggi sicuramente non ce la facciamo, magari ve lo scrivo nella email. Se non ve lo scrivo nell'email ve lo racconto in qualche posto. Me lo annoto. Perdonate, pensavo di farcela, mi sembrava un seminario brevissimo, infatti ho aggiunto e come al solito, ecco, questo è il mio problema. I nodi. Quello che vi ho detto la puntata precedente è validissimo per i nodi anche in Sardegna. I nodi sono delle Janas. Le Janas fanno nodi tutte le volte che devono creare un tappeto. Per esempio, questo è un tappeto di nule. E guardate che bellissima treccia, che bellissimo nodo. Questo è un tratto distintivo dei tappeti di nule. Hanno tutti la coda, se non ce l'hanno non solo di nule. Ed è un nodo che chiude ed un nodo che inizia. Ed è molto bello come nodo. I nodi saranno poi delle streghe, i nodi saranno poi delle guaritrici. Delle streghe vi ho raccontato anche qualcosa ieri. Molte donne guaritrici vengono interpretate come streghe proprio perché annodano in maniera magica. In Sardegna si legavano i pantaloni, questo ve l'ho proprio detto esplicitamente. Esistevano delle donne che tendevano, speravano di fare questi incanti amorosi. Se un uomo si era sposato con la donna sbagliata, cioè non aveva preferito quella che sapeva fare le malie, poteva essere reso impotente dalla donna che durante la messa annodava 9 nodi in un filo nero, tendenzialmente o rosso, proprio in particolari momenti della messa. L'uomo sarebbe rimasto per sempre legato, così come quel filo era legato. Cosa mi deve rappresentare questo? Il nodo è un simbolo che trattiene l'energia, ma ovviamente può essere trattenuta un'energia positiva o può essere trattenuta un'energia negativa. Nel caso del legare il pantalone viene trattenuta un'energia negativa. Nel caso di legare la salute viene trattenuta un'energia positiva. In Sardegna si legava per proteggere i campi coltivati e in quel caso si legava il giunco. Il giunco poteva essere legato anche per questioni di salute e le guaritrici mettevano nei seni il giunco, simbolicamente ponevano la salute nel proprio grembo, nel proprio petto in realtà, nei propri seni, e lì nessuno sarebbe potuto andare a intaccare quel nodo. Era un sistema di sicurezza. Si potevano proteggere i bambini con i nodi, ma si potevano creare anche dei legami invisibili e duraturi. Pensate per esempio al salto del fuoco durante la festa di San Giovanni. Si annodavano fazzoletti, si tenevano i lembi e si saltava il fuoco. Ma soprattutto i nodi erano utilizzati per chiudere amuleti dei quali vi ho parlato a Iosa in altri seminari, il seminario sugli amuleti, che a breve verrà riorganizzato. E queste sono le pungas. Punga o rezzetta sono i due modi principali con i quali questo amuleto è chiamato broccato, quindi un tessuto delle Janas, un tessuto ricchissimo. Quando questo amuleto viene chiuso,
Cosa succede? La guaritrice deve, o la donna pratica, la femmina esperta, deve chiuderla con intenzione. A ogni punto c'è un'intenzione e quindi non è una chiusura semplice e banale. Ad ogni puntura del tessuto da parte del lago c'è un'intenzione. Che la situazione da negativa magari quale è diventi positiva. Gaetana Gaia Sarrule viene accusata di aver fatto, nel Settecento, viene accusata di aver fatto una cucitura con filo e punti per risolvere una controversia. Ad ogni punto avrebbe nominato ciascuno degli interessati nella lite. Si riteneva che con i nodi si potesse legare insieme o separare le persone. Il testo dal quale l'ho preso, Magia in Barbaggio e il Logudoro, è di una mia carissima amica Alessandra Del Rio e la trovate in bibliografia. Quindi queste cosette poi ve le potete rileggere. Un altro legame interessante che i nodi, i fili o addirittura i lembi di stoffa possono creare in Sardegna ha a che fare con l'amore. E questa è una cosa super ricorrente in Sardegna, anche nelle leggende. Le Giaras vengono rapite con un filo di seta, le donne vengono controllate con dei lembi di tessuto. Vi racconto però questa. Se un uomo era particolarmente innamorato di una donna e voleva ovviamente trattarla come un oggetto e quindi conquistarla attraverso una magia amorosa, poteva rubare o un pezzo di stoffa del suo vestito, quindi tagliarglielo, magari durante la messa, andava e glielo tagliava. Oppure poteva prendere un filo proveniente dal suo vestito o addirittura un pezzo di un fiocco appartenente alla donna. Allora cosa faceva? Quello che facevano le femmine esperte con l'uomo, però al contrario. Durante la messa si annodava questo filo per 9 volte e la frase che si doveva pronunciare era questa: sia legata a questa donna come Gesù è legato alla colonna. 9 nodi, la donna non si sarebbe più potuta liberare, che fortuna sfacciata, di questo uomo. Questo ve lo riporto, ci sono anche dei rebus molto interessanti in lingua spagnola, quindi questo è probabilmente un uso che ci arriva anche dalla Spagna. Era un uso diffuso in tutta la Sardegna perché il nodo, vi ripeto, ha e continua ad avere questo simbolismo. Quando vi ho detto che con i nodi possiamo curare in Sardegna, o si riteneva si potesse curare, la malattia da combattere era questa, sistriadura. La causava questo meraviglioso uccello che è il barbagianni, del quale il sardo evidentemente temeva tantissimo. Era uno degli accompagnatori delle streghe, quindi quando la casa era sorvolata da questo volatile, era evidente che uno spirito malvagio, una strega o mamma mia, stesse sorvolando la nostra casa e quindi ci si doveva proteggere. I bambini erano invitati a dormire con gli arti incrociati, anche le gambe, se non ne avevano gli arti incrociati e questo volatile sorvolava la nostra casa, si potevano ammalare dell'itterizia, un male realmente pericoloso e particolarissimo, ancora oggi spaventa molte mamme quando partoriscono il loro bambino. Ai tempi però era non curabile, quindi spaventava tanto. Lo si curava con la medicina di sistriadura attraverso un filo, dei nodi, delle misure prese dalla guaritrice. La pratica è veramente complicata, quindi non ve la racconto. Si tendeva a curare. Il filo veniva poi messo a mollo nell'acqua, veniva poi bruciato e se ne facevano varie cosettine, esattamente come vi ho raccontato per i paesi come la Scozia e come la Danimarca proprio avantieri. Le forbici sono strumenti di divinazione in Sardegna, anche in questo caso ci troviamo davanti a uno strumento di divinazione. Siamo nel 1585, una donna residente a Villa Monteleone fa questo. In un setaccio posiziona le forbici con le punte aperte. Il setaccio si muove solo quando, dopo aver nominato San Pietro e Paolo, la donna avrebbe fatto il nome del ladro che aveva rubato un determinato oggetto.
1737, il curato di Arzana, che poi viene accusato, fa una cosa molto simile. Dentro il breviario, quindi un libricino di preghiere, infila un paio di forbici informando i presenti che quando avrebbe nominato il ladro il libro si sarebbe mosso. Ora, praticamente avantieri, qualche anno fa, una donna mia coetanea mi ha passato un libro scritto dalla nonna nel quale ricorre esattamente la stessa tradizione, setaccio e forbici. Le forbici continuano a mantenere, strumento di filatrici e tessitrici per antonomasia, continuano a mantenere la nomea di strumenti divinatori. Mi auguro che anche con questo ancora in più vi possa convincere del fatto che la tessitura mantiene, pur non sospettandolo quasi più nessuno, una tradizione divina. Questo è il mio ultimo libro, non uno dei miei ultimi libri, questo è il mio ultimo libro nel quale vi racconto che in Sardegna le gare non sono solo i fili, ma è anche la cucina. In Sardegna il cibo possiede il mana, l'energia vitale, magica di chi lo produce, anche se ovviamente noi producendo cibo non ce ne rendiamo più conto, ma lo trattiamo come se fosse un oggetto sacro. I cibi migliori, i dolci migliori vengono condivisi e regalati solo i migliori e ci aspettiamo che se doniamo si potrà anche ottenere la restituzione, che in Sardegna viene chiamata sadorradura. A livello sociale chi non restituisce è oggetto e soggetto a delle punizioni. Se non mi inviti a cena dopo che ti ho invitato 30 volte non torni più a casa mia. Ma perché mi aspetto questa restituzione? Perché sul regalo è magia, il regalo è magia, ma soprattutto fare dolci è magia. Una frase molto bella che riporto nello stesso libro è questo: facere sosdurques pro legia. Come si traduce questa frase? Fare i dolci per consuetudine o superstizione. Si fanno i dolci o si facevano i dolci anche in periodo di lutto, specie quando questi erano dedicati a Sant'Antonio. Durante il lutto in Sardegna non si fa niente, non è che non solo si tesse, non si fa praticamente niente. Ebbene, questa frase viene tradotta così: si fanno i dolci per scaramanzia anche quando non si dovrebbero fare. Però il termine leghia, potete sospettarlo dopo che vi ho fatto 4 ore di lezioni sui fili e sui nodi, la leghia non è una consuetudine, una scaramanzia. La leghia si traduce come legare, ligare, liare, vedi il soguliau. E cosa si lega con questa? Quindi fare i dolci per legare. Si legano le persone, ancora una volta arte plastica proveniente dall'ambito nuragico, si legano le persone alla restituzione, ma si legano anche le divinità. Questi sono 2 esempi di offerenti, ce ne sono tantissimi, sono i 2 primi che mi sono capitati sotto mano, ovviamente. L'uomo e la donna offrono alla divinità, ma non perché la divinità mi sta simpatica, perché mi aspetto che se io offro la divinità mi deve restituire e non ha nemmeno modo per non accettare la divinità. E la pratica di offrire la divinità in Sardegna come altrove è ancora ben presente. Si va nelle chiese, si portano i dolci, si fanno benedire e poi questi dolci si condividono. La divinità, benedicendo il dolce, lo sta accettando, la divinità dovrebbe restituirmi il favore, cioè quello che gli ho chiesto. Allora, Viola mi scrive: io sapevo che se si cerca un oggetto e non si trova, si lasciano le forbici con le punte aperte. Questa non lo sapevo, Viola, ma evidentemente il bacino culturale dal quale beve questa tradizione è quello che conoscevo io. Quindi le forbici ancora rimangono degli oggetti con questo genere di valenza. Ho fatto delle slide su questa figura che io amo moltissimo, Donna Francesca Sannasulis. Anche in questo caso vi consiglierò un link di approfondimento, il podcast Morgana, che è tenuto anche da una sarda, oh Madonna, Michela Murgia, adesso le parole non mi verranno mai più, e in una puntata hanno parlato interamente di questa figura, di questa donna. Vive il Settecento sardo, Francesca, nasce in una famiglia altolocata, sono dei benestanti, possidenti di terreni
nel Sarrabus e ha come passione quello del disegno, della tessitura e del cucito. Pensate che in un ambito quale era quello sardo del Settecento, quindi era un ambito come il Settecento anche italiano, nel quale la donna poteva imparare a non rompere le scatole e poteva imparare a fare la mamma e la moglie. Questa ragazza ha la grande sfortuna di perdere la mamma, muore di polmonite la madre di Francesca, ma da sfortuna questa si tramuta in grande fortuna, perché il padre si affeziona molto a questa ragazzina che vede quasi come la sua erede. Lui spera di avere altri figli maschi, ma non li avrà mai. Lei rimarrà sempre, per sempre, la donna che manderà avanti gli affari di famiglia. E quindi le concede un sacco di cosette, come per esempio studiare, follia, sa leggere, sa scrivere, sa fare di calcolo, sa disegnare, ma soprattutto il padre fa una cosa interessante: quello che insegna a Francesca lo insegna anche alle persone che si affidano, alle quali Francesca è affidata. Antonia, per esempio, che è una sorta di dama di compagnia, una donna al suo servizio, studia con lei, e questa lezione Francesca la impara e la metterà poi in atto nelle prossime slide, cioè nella sua vita. Impara a cucire benissimo, fa degli abiti meravigliosi in seta, ha grandi idee, e quando il padre le impone un marito, perché su questo ovviamente lei non poteva discutere e non vuole nemmeno discutere, lei si cuce il suo vestito, un abito blu, parrebbe, e vuole ammaliare con questo vestito. Ci riuscirà. Il suo futuro marito, che è un avvocato cagliaritano, che farà grande strada, quindi il padre ci vede sicuramente lungo, e quando si sposa si disegna e si cuce l'abito da sposa, e quando si sposa disegna e cuce gli abiti per tutte le sue damigelle. Quindi a Cagliari di lei si parlerà per un sacco di tempo. Inizia a fare qualcosa che le donne del Settecento sardo non potevano fare, e lo fa perché è benestante. Questa è una cosa che dobbiamo ricordare, ma anche e soprattutto perché ha iniziativa. Quando il padre muore improvvisamente, Antonia, la sua amica del cuore, facciamo così, e Francesca si occupano delle finanze che il padre aveva nel Sarrabus, ma soprattutto quando il marito le lascia potere, inizia a lavorare dai regnanti piemontesi il marito, quindi per un sacco di tempo sta fuori casa. Quando il marito sta fuori casa, lei fa una cosa strabella, strafiga mi verrebbe da dire: decide di innestare l'intera filiera della seta in Sardegna. Non è un'idea originale, noi avevamo già i padri francescani che fin dal 600 coltivavano i bacchi da seta, ma lei fa tutto in Sardegna, pianta il gelso, arrivano i bacchi, li fa produrre la loro bavetta magica che poi si trasformerà in filo. Ma un'altra cosa interessante: non manda fuori questo filo, lo fa lavorare in Sardegna, lo fa tessere in Sardegna, lo fa colorare in Sardegna, e chi vuole comprare i suoi tessuti viene in Sardegna. Ma soprattutto le donne che lavorano per lei, non utilizzerà mai bambini, ma le donne che lavorano per lei sono tutte donne formate, cioè sono istruite, sanno leggere e scrivere, sanno fare di conto, e possiedono tutti i rudimenti della botanica. E perché lo fa? Lo fa perché lei sa perfettamente che le persone acculturate sono persone più ricche di creatività, sono più attente nei passaggi creativi, ci sono pochissimi errori. Ma soprattutto, è un'altra cosa veramente bella che fa: istruisce anche i figli di queste donne. Le donne che lavorano per lei possono lasciare i bambini in una sorta di primordiale nido, scuola materna, e lì i bambini impareranno a leggere e a scrivere. Cioè, vi rendete conto di quali risvolti genera questa grande tessitrice per le donne che vivono con lei? Come va a finire la vita di Francesca ve lo potete ascoltare. Michela Murgia e la sua collega, che ora non ricordo come si chiama, sono bravissime e ve lo racconteranno. È una vera e propria dea tessitrice, madre in Sardegna, ma che ha vestito anche zarine, quindi immaginate fin dove è arrivata. Se non la conoscete come figura, scopritela. Vi regalerà ispirazione. A me ha ispirato tantissimo, e la conosco da tanto tempo perché mi occupavo di gestire la comunicazione per gli articoli per il suo museo, che si trova nel Sarrabus ancora oggi.
Detto questo, la bibliografia utilizzata la trovate qui, Moica, Anna Luigia la trovate qui, Regione Autonoma, Sardegna, il libricino che vi ho detto della collezione Cocco, non so se lo troverete mai, ma le foto le condivido volentieri. Alessandra Del Riu, grande amore per la mia amica, ha scritto bellissimi libri, tra cui Magia e stregoneria, dal Logudoro alla Barbagia. Ci sono molte informazioni che ho preso da lì, soprattutto per quel che riguarda gli usi e i costumi. Max Dascio, Streghe pagane, Morte nel Mediterraneo, Gigino e autori vari. Le detesitrici e desiderio mi sono messe in bibliografia nel caso in cui qualcuna non fosse stata presente nell'altro seminario, se lo può consultare. E poi Maria Lisa Saderi, Manufatti tessili e funebri in Sardegna, un piccolo libricino ma che mi è stato veramente molto utile per l'iconografia. Ora 2 parole in merito ai seminari che verranno. Da questo seminario in poi il trend cambierà un pochino, non faremo più seminari singoli ma faremo pacchetti di seminari. E perché faccio pacchetti di seminari? Perché sono diventati tantissimi i seminari della Jonas Academy e a livello proprio temporale e di voce mi è impossibile farli tutti e mi dispiace preferire gli uni agli altri. Quindi cosa faccio? Creerò un pacchetto, ve l'ho già scritto nella newsletter, creerò dei pacchetti tematici di di seminari che voi potrete, volendo, acquistare. Chi ha già seguito tutti i seminari si potrà seguire il nuovo seminario. In questo, per esempio, ci sarà la magia degli amuleti, che abbiamo già tenuto, ma qualcuno di voi magari non ha visto. La natura come amuleto è un seminario nel quale ci sono un sacco di invocazioni alla natura e poi ve lo racconterò meglio. La magia della parola, un grande amore, mi piace moltissimo. La matrice, simboli e segni. Il seminario nuovo sarà questo: approfondimenti sulla matrice. Parleremo del simbolo della vulva, ma soprattutto parleremo del nostro utero e vedremo un pochettino di entrare più addentro. Gli argomenti ve li racconterò ovviamente in una diretta e voi potrete decidere se vi interessano o meno. Si tratterà di un modulo di lezione acquistabile in pacchetto, alcuni webinar saranno disponibili in registrazione e altri in live. Durante ogni pacchetto, chi deciderà di acquistare il pacchetto avrà anche a disposizione alcune altre dirette che cercherò di organizzare con persone che si occupano della materia. Per esempio, per questo pacchetto sto cercando una ragazza o un ragazzo che sia specializzato nella recita dei mantra e dei mantra in generale, e poi vedremo anche qualcun altro. Quindi chi acquista il pacchetto ha anche questi plus. L'anno prossimo la Jonas Academy funzionerà così e in un'altra maniera che vi racconterò però altrove. E soprattutto, questo è importante, febbraio e marzo sarà il mese nel quale voi potrete fruire di questo pacchetto, cioè acquistarlo. Una volta che l'avrete acquistato, e sarà vostro per tutto l'anno accademico, però poi non sarà più disponibile. Prima facevamo così, vendevo i seminari, aprivo i seminari anche fuori periodo, però è un caos perché mi crea veramente un sacco di confusione. Quindi ci sarà il periodo specifico nel quale poter acquistare il pacchetto di seminari. E adesso un bel respiro di sollievo, siamo un po' in ritardo, ma se volete facciamo la meditazione insieme. Durerà circa 10 minuti, se vogliamo la facciamo insieme, se non vogliamo vi mando la registrazione. Siamo in democrazia, quindi ditemi voi un pochettino cosa volete fare. Manuele è appena arrivata, quindi penso che si tratterrà. Ines ci dice io vi lascio. Grazie a te Ines, buona serata. Ok, ora. Vabbè, mi bastano, per me ok, mi bastano 4 di voi che dicono ok. Chi non ha interesse esca tranquillamente, non ci sono problemi, stasera o domani mattina più tardi vi manderò la registrazione. Allora, 2 piccolissime parole su questa meditazione. Alberto Viglioldo, annotatevelo se non lo conoscete e volete conoscerlo, mi ha insegnato questa meditazione. Sarà una tessitura di protezioni che voi vi chiederò proprio di tessere con le vostre manine, quindi dovete meditare e mentre meditate muovete le vostre manine come se stesse tessendo
Poi che altro? Prima di entrare in meditazione apriremo il Viracocha, un'introduzione brevissima al Viracocha. Vi ricordate che vi ho detto che le nostre care dee possiedono una cosa qui sopra? Ecco, le tradizioni di ogni mondo e di ogni parte del mondo ci dicono che noi tutti possediamo qui qualcosa. Secondo la nostra tradizione qui c'è la nostra, tutte le nostre informazioni, tutta la nostra roba pulsante, quasi un'anima luminosa. Alcuni lo chiamano ottavo chakra addirittura. Comunque vi chiederò di interagire con questo chakra. Alberto Viglioldo con questo gesto qui, lo vedete, ok? Lo maneggia e poi lo apre. Ve lo faccio vedere perché vi chiederò di ripetere questo gesto in questa maniera, ma soprattutto quindi solleveremo le nostre mani, raggiungeremo il nostro, lui chiama Viracocha, così lo chiamerò io, lo maneggeremo e poi lo apriremo anche in frontale, di modo che un vero e proprio uovo ci circonderà. Chi ha seguito l'Alzheimer dello Studiante Nati questa meditazione l'ha già fatta, quindi non avrà difficoltà. Cercherò di guidarvi così come solitamente faccio. Spero di riuscire nel modo migliore. Questo Viracocha verrà aperto e poi verrà chiuso. Ricordatevi di farlo sempre. È un ambito di protezione rituale che a me piace moltissimo aprire e chiudere. Ok, siamo pronte, potete mettervi come preferite, vi consiglio seduta perché sdraiate a aprire il Viracocha è un po' complicato. Puoi metterti in primo piano, lo farò. Allora, interrompo condivisione e mi dovreste trovare in primo piano. Per vedermi in primo piano mi dovete pinnare praticamente. Perfetto. Ok, ma figurati. Benissimo. Allora, disattivo il vostro audio di modo che nessuno venga disturbata e adesso procediamo. Vi invito a chiudere gli occhi per rilassarvi maggiormente, accendetevi una candelina, fatevi un bel respiro, abbassate le luci, fate quello che vi serve. Non è lunghissima, ma è leggermente più lunga rispetto alle altre. E adesso iniziamo. Il trend per entrare in meditazione è sempre quello del respiro. Fai un respiro profondo e chiudi gli occhi. Porta le mani sopra il cuore, palmo sopra palmo. Ascolta il chakra del cuore che riprende, che risponde al tuo tocco e alla tua intenzione. Ascolta il chakra del cuore che si dilata, sentilo pulsare, senti i tuoi palmi che si rilassano, ma soprattutto che si riscaldano. Forse li senti fremere, forse li senti vibrare, forse percepisci il tuo torace che si espande. Fai un respiro profondo. Fai un altro respiro profondo e ricordati che stai nutrendo il tuo corpo. E poi prendi ancora un altro respiro. Durante il prossimo inspiro, solleva le mani che hai congiunto in preghiera davanti al tuo petto e conducile fino a quel sole radiante che sta proprio sulla tua testa, là dove Iside aveva un sole, là dove Atena aveva una civetta e là dove Circe aveva dei raggi. Noi lo chiamiamo ottavo chakra. In Occidente, normalmente, si pensa che ci sia un sole radioso sopra ognuno di noi. È la sede della nostra anima. Percepisci con le mani questo sole splendente, maneggialo, senti la sua forza e la sua energia. Qui, in questo sole, è scritto tutto quello che sei stato, è scritto tutto quello che sei ed è scritto tutto quello che sarai. Questo è il tuo seme sacro. Lui sa tutto di te. Espandi questa bolla, maneggiala e infine aprila. Portala ad avvolgerti facendo discendere le mani, braccia distese e palmi rivolti verso il basso. Il movimento è lento. Hai gli occhi chiusi e visualizza il tuo Viracocha che lentamente, come
un lenzuolo brillante ti si apre intorno. Ora apriamolo frontalmente, riporta le mani in preghiera davanti al petto, conducile in alto, senti il viracoccia, maneggialo, senti la vibrazione nelle mani, sentilo caldo, sentilo che pulsa e distendi le mani una a fronte a te e l'altra dietro di te, di modo che il lenzuolo del viracoccia sia completamente aperto e ti stia proteggendo interamente come una bolla protettiva, come un uovo, come una membrana, come un lenzuolo. Immaginalo come preferisci. Questo ambiente è un ambiente sicuro, questo ambiente è un ambiente sacro, questo ambiente è un ambiente che parla di te. Qui il tempo, come comunemente lo conosciamo, non esiste. Ad occhi chiusi osserva il viracoccia e cerca di comprendere lo stato di salute di questo uovo che ti abbraccia e se intravedi dei luoghi nei quali il viracoccia è fragile o rotto, riparalo. Puoi farlo passandoci semplicemente la mano sopra. Stai portando salute nella tua vita. Stai portando attenzione ai punti più fragili della tua vita. Ti invito a fare un lavoro veramente accurato e prenditi il tempo che ti serve. Ora che sei dentro il tuo viracoccia, ti senti protetta, sei protetta e sei fuori dal tempo. Sei dentro il tuo passato, sei dentro il tuo presente, ma sei anche dentro il tuo futuro. Sei come una tessitrice con davanti il suo telaio. E ora ti invito a immaginare di tessere. Tessi il primo tessuto sopra il primo e secondo chakra. Questo tessuto sarà una fascia nera, come un indumento intimo. Guardati mentre stai compiendo il gesto. Muovi le mani, se ti viene più semplice. Tessi, taglia, cuci, lega e crea la tua fascia. Tessila una volta, tessila 2 volte, tessila 3 volte. E quando la fascia ti sembra solida e forte, posala tra il primo e il secondo chakra, quindi tra il perineo e appena sotto l'ombelico. È proprio un indumento intimo, è scuro, è nero, è come la terra, è la terra, umida e ricca. L'elemento terra ora ti scorre dentro, ti tiene salda, ti regala risorse e forza vitale che è della mamma, ti regala nutrimento. Ora ti invito a fare un altro profondo respiro e a risalire. Risali verso il terzo chakra, pochi centimetri sull'ombelico. Qui innesteremo una fascia rossa, il colore del sangue. E in questo caso il colore rosso del sangue rappresenta le acque di nostra mamma, la terra. Immagina che attraverso le sue acque mamma terra si possa connettere con te. Bene, tessi, usa le mani per farlo, usa il pensiero e usa l'immagine. E tessi la fascia
una volta. Tessi la fascia 2 volte. E poi tessi e crea la fascia 3 volte. Ce l'hai nelle mani. È brillante, è rossa. E ora la fai aderire al tuo corpo, proprio in connessione col terzo chakra che si trova poco sopra il nostro ombelico. Questa fascia, il sangue della mamma terra, ci mette in connessione con la nostra madre mitocondriale, quella originaria, quella che abbiamo tutte in comune, e quindi tu ora sei connessa con tutte le tue donne e puoi sentire l'energia dei fiumi, la forza delle cascate, il potere degli oceani, e senti la forza di tutte le nostre antenate che hanno restituito ossa e sangue alla terra. E quindi hai terra sotto e acqua sopra, nero sotto, rosso sopra. Ora un altro bel respiro e risaliamo ancora. E visualizziamo il chakra del cuore e lì iniziamo a tessere una nuova fascia. Il filo che usiamo ora è di luce solare dorata, ha un colore brillante. È come il sole. Immagina che la fascia ti entri dentro e ti protegga all'altezza del cuore, sii dettagliata e usa benissimo la tua visualizzazione. Tessi attentamente questa fascia, usa le tue mani, usa la tua immaginazione. Questa fascia la devi tessere una volta, la devi tessere 2 volte, la devi tessere 3 volte. E ora che ce l'hai addosso, lascia che aderisca al tuo torace, al tuo petto, ai tuoi seni, e senti il senso di contenimento e di protezione che ti regala. E ora un nuovo profondo respiro e risaliamo fino alla gola, il prossimo chakra. E qui usiamo un filo argenteo, il filo che ricorda il vento purissimo. Questa è la fascia che proteggerà il tuo parlare, la tua parola. Avrai vento e potere del vento nella tua parola. Senti il vento che nutre la tua gola. Senti dentro di te la forza del vento. Tessi la fascia una volta, tessi la fascia 2 volte, tessi la fascia 3 volte e guardala mentre aderisce morbidamente al tuo collo. Nero sotto, rosso sopra, sole e vento più in alto. Respira ed è tempo di raggiungere il sesto e il settimo chakra, tra il terzo occhio e la fontanella. Qui tesseremo la quinta fascia e il filo sarà di bianco purissimo, quel bianco che tu puoi vedere solo al centro del fuoco, al centro del sole. Questa fascia brilla, irradia, la sua luce tende verso l'esterno. Tessi questa fascia una volta, tessi questa fascia 2 volte e poi tessila ancora più forte 3 volte e lasciala aderire. E ora risali con l'occhio della mente la fascia nera che copre il tuo primo e secondo chakra,
la fascia rossa che copre il terzo e lo protegge, la fascia dorata sopra il tuo quarto chakra del cuore che protegge il tuo cuore. Osserva la fascia argentea sulla tua gola e poi questa fascia bianchissima che protegge il tuo sesto e settimo chakra. Ora porta fisicamente le mani sulla quinta fascia e cerca di espanderla con le tue mani. E una volta che sei riuscita a espandere questa fascia, falla girare, falla ruotare. Il verso sceglilo tu, la velocità la sceglierà lei. Falla ruotare e osserva come orbita intorno a te e osserva la sua velocità. Lasciala andare. Lei continuerà a girarti intorno. Scendi verso la fascia argentea, quella che abbiamo a livello del collo, del chakra della gola, espandila e falla girare. La velocità la sceglierà lei, la direzione sceglila tu. E osserva la velocità, sarà diversa rispetto alla prima. E ora è il turno del tuo cuore, espandi questa fascia, senti la distanza tra te e lei, senti la protezione e il calore fra la fascia e il tuo corpo. Espandi la fascia e lasciala girare. Dalle una direzione e la velocità la deciderà lei. È il turno della fascia rossa, l'acqua, l'umido dalla mamma. Espandila, espandila, espandila e falla ruotare. Forse questa fascia girerà, ruoterà molto rapidamente, forse no. Osserva la velocità e l'orbita e come orbita questa fascia. Ed infine è il turno della nostra prima fascia, la fascia nera. Ora sai come procedere, espandi questa fascia, senti la terra che nutre il tuo perineo, falla girare, falla girare, falla girare. Osserva come orbita e osserva la velocità. La rotazione di queste fasce che hai innestato nel tuo campo energetico ti proteggerà da qualsiasi negatività diretta verso di te. La negatività verrà trasformata in terra, in aria, in fuoco, in acqua e in luce. Tutto verrà trasformato in amore. Solo amore è quello che inviti e che potrà entrare nel tuo campo. Ora che ruotano le fasce, si collegano al proprio elemento e quindi ricevi energia dalla terra, ricevi energia dai fiumi, ricevi energia dalla luna, dal vento, dal sole. Dedica pochi minuti ad osservare la perfezione di queste fasce che ruotano. E se l'orbita di una di queste fasce o la velocità non ti convince, aggiusta il tiro. Queste protezioni ti consentono di attirare a te solo l'amore, quello entrerà nel tuo campo. Tutto quello che non è amore verrà rimandato al mittente, ma ricorda bene, lo modificherai e lo trasformerai in amore, quindi restituirai positività. Respira, ringrazia te stessa, ringrazia gli spiriti di ogni elemento che è intervenuto e lascia andare questa immagine, ma non la sensazione che ti ha procurato.
È tempo di chiudere il nostro viracoccia, per cui distendi le tue braccia, i palmi sono rivolti verso l'alto, immagina di prendere i lembi del tuo viracoccia e di tirarli su in alto. Ti richiudi e tutta l'energia del tuo viracoccia lo rimetti proprio sulla tua testa. E tutto qui dentro, ricordati che questo sole radiante è sempre con te. La dea tessitrice quale sei, lì c'è tutto quello che sei stata e che sarai. Riporta le mani in preghiera al tuo cuore. Questa meditazione ti aiuta a bandire la paura, a sentirti protetta e positiva, visto che ti sei guarita. Porta energia sottile laddove l'energia era più densa. Porta amore laddove c'era paura. Questa meditazione ti aiuta a creare in parte la tua realtà. È un processo di guarigione importante per camminare protetta nel mondo. E adesso respira. Respira. Respira ancora. E poi quando vuoi ritorna da me. Ok, vi rivedo. Siete tornate, com'è andata? Bellissimo. Bene? Non vi ho fatto dormire? Ok, Elena si riillumina come una dea tessitrice brillantissima. Allora, ragazze, io vi invito a spendere pochissime parole adesso perché trattenete quelle immagini e sensazioni. Se vi fa piacere, annotate qualcosa che avete visto, se i colori erano diversi, le velocità, se qualche cosa girava in maniera troppo avviata o troppo lenta. È una meditazione che potete rifare con frequenza. Un giorno inizierete a sentirli questi teli che vi ruotano attorno. Spero che realmente la sentiate come protezione. Scrivetemi le cose che volete o le impressioni che avete avuto e ricevuto da questo seminario. Non sprecate troppe parole e godetevi questo momento. Io vi ringrazio per la vostra fiducia, per il vostro tempo, per tutto quello che, per il vostro denaro, per tutto quello che mi avete offerto. Spero sia stato ben riposto. Vi abbraccio, vi auguro una buona serata. Ciao E ci tesoro. sentiamo presto. Buona serata, grazie. Grazie, ciao. A voi, ciao ragazzi. Ciao a tutte. Ciao, 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 grazie.